A tutti voi qui presenti un cordiale saluto di benvenuto da parte della Presidente dell'Ateneo che oggi non può essere presente. Un benvenuto che naturalmente vi do anche io come Vicepresidente che oggi così ho assunto il compito di presiedere a questo incontro. Questo incontro nasce da un'iniziativa molto interessante, nata proprio all'interno del Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea, che si collega anche alle manifestazioni di Venezia 1600. È un'iniziativa che rientra specificamente nello spirito della cosiddetta terza missione, creare un rapporto di comunicazione tra la cittadinanza e le istituzioni, in questo caso l'Università Ca' Foscari di Venezia, alla quale naturalmente ha aderito con grande entusiasmo l'Ateneo Veneto, che è uno dei fori cittadini nei quali tanti argomenti di vario interesse legati proprio alla città vengono, direi quasi quotidianamente, discussi. Lo scopo era appunto di trasmettere alla cittadinanza un ragionamento sul racconto della città da parte di persone che hanno un rapporto molto stretto con la ricerca su argomenti che convergono in qualche maniera su tematiche legate al rapporto tra Venezia e l'Oriente. Abbiamo qui, grazie alla loro disponibilità, un gruppo di specialisti che si occupano di queste realtà, che illustreranno da par loro, con la grande competenza che ciascuno di loro possiede, gli aspetti legati nell'ambito della città di Venezia alle comunità straniere, al rapporto che Venezia stessa ha con queste comunità straniere nei luoghi stessi di questo rapporto. Venezia è una grande miniera di arte, di storia, e ci sono tanti aspetti che forse sfuggono ai più, tuttavia molto significativi di questo legame che fa di Venezia appunto una città del mondo, dove il mondo si ritrova sotto tanti aspetti, in particolare naturalmente l'Oriente, con il quale Venezia, Oriente anche esteso, molto, molto lontano, Marco Polo Docet, è vero, verso il quale Venezia ha avuto sempre un grande, importante interesse e legame. L'Ateneo naturalmente ha accolto con vero piacere questa iniziativa, che si collega peraltro indirettamente anche a un'altra che in contemporanea ha luogo qui nella stessa sede su iniziativa del Consiglio d'Europa. Mi riferisco a questa mostra documentaria che si colloca nella sala di lettura al piano superiore, che appunto offre una documentazione molto interessante su itinerari culturali europei. L'Ateneo ha aperto le sue porte a queste iniziative perché ritiene che sia importante per il pubblico, per la città di Venezia in particolare, per gli studenti di Ca' Foscari, i docenti di Ca' Foscari, eccetera, avere appunto un colloquio nel quale vengano messe in evidenza le caratteristiche di questa città, vista come qualcosa che sia un oggetto permanente in qualche modo di conoscenza e che possa proprio attraverso questa via di approfondimento storico, storico-artistico, eccetera, costituire un punto di riferimento per un turismo che non sia un turismo solo legato alle attività commerciali, sia invece una importante linfa
per alimentare, è vero, gli aspetti più profondi degli interessi culturali. Questo è un fatto molto importante e la terza missione prevede proprio tutto questo, prevede di sollecitare l'interesse della cittadinanza verso questi aspetti che sono molto importanti e credo siano molto utili per una diversa visione della nostra città come veramente punto di riferimento culturale. Gli interventi di oggi sono molto numerosi, interessanti, quindi non voglio perdere altro tempo. Avremo modo di seguire un affascinante percorso dalla Cina alla Serenissima, Venezia e la Via della Porcellana. Un aspetto interessantissimo dei secolari rapporti di Venezia con la cultura di questo grande paese dell'Oriente. Professoressa Rastelli, a te la parola. Ringrazio il professor Carinci per questa introduzione molto generosa. È un onore, è un privilegio anche essere qua all'Ateneo Veneto a fare questa presentazione. Io temo di deludervi, nel senso che vi parlerò di cose che in realtà non ci sono e quindi andremo, come dire, nel vuoto. Vediamo però insomma di seguiamo un percorso, ecco, effettivamente dalla Cina fino a Venezia. Dunque noi siamo abituati oggi a sentir parlare molto spesso di via o vie della seta, soprattutto da quando la Cina ha lanciato nel 2013 la Belt and Road Initiative o BRI. Questa BRI effettivamente ricalca adesso scusate che devo vedere, ecco sì. Ricalca le antiche, più o meno, le antiche vie carovaniere che collegavano appunto la Cina attraverso l'Asia centrale fino alle coste del Mediterraneo e poi da qui fino a soprattutto Venezia. Venezia ovviamente è il cuore di tutto. Ma la BRI ripercorre anche le vie marittime, vengono chiamate anche queste vie marittime della seta, che collegavano la Cina alla Corea e al Giappone guardando verso est e invece attraverso il sud-est asiatico, il subcontinente indiano, la penisola arabica e di nuovo l'Egitto alle coste del Mediterraneo fino a Venezia. Quindi queste sono le due messe a confronto. A sinistra avete appunto la BRI di oggi e dall'altra parte invece varie vie per come sono state ricostruite. Dalla nostra prospettiva eurocentrica siamo abituati a pensare che le vie marittime siano state tracciate dai portoghesi tra la fine del 400 e l'inizio del 500, quando Vasco da Gama riuscì a circumnavigare l'Africa per la prima volta e da qui poi raggiungere l'India nel 1498. E qui vi ho messo più o meno le vie che sono state seguite. In realtà però i traffici via mare tra Cina e Egitto esistevano e erano anche, non solo esistevano, ma erano anche molto intensi ed esistevano almeno dal VII secolo, quando erano controllati soprattutto da mercanti arabi o comunque genti che parlavano questa lingua. Quindi diciamo che inizialmente l'arabo era la lingua franca dei commerci. Spezie, soprattutto pepe, chiodi di garofano, noce moscata e macis, oppure beni di lusso come ovviamente la seta, che ha dato il nome a tutte queste rotte, sia terrestri sia marittime. Dicevo, la seta, la porcellana, che la Cina aveva inventato tra la fine del VI e l'inizio del VII secolo, quindi molto molto prima di noi, e poi pietre preziose, i legni aromatici, prodotti esotici tipo l'ambra grigia. Ecco, tutti questi prodotti così importanti raggiungevano il Levante e qui subentravano poi i mercanti
veneziani in primis, ma c'erano anche i genovesi che hanno svolto un ruolo importante, ma soprattutto i veneziani, che portavano le merci a Venezia e poi da qui venivano trasportate nel resto d'Europa. In alternativa, le merci potevano seguire la via di terra, che vedete nella mappa più piccola. È una via, però, come potete immaginare, è una via molto più accidentata, molto più difficile, e se si potevano trasportare sete e spezie facilmente, lo stesso non vale per le ceramiche, perché sono troppo pesanti, voluminose e fragili, quindi non avrebbero mai sopportato un carico del genere. E infatti noi vediamo che la quantità di ceramiche esportate verso ovest aumenta nel momento in cui nell'VIII secolo e poi soprattutto a partire dal IX e ancora di più nel X, quando appunto le imbarcazioni, la costruzione delle imbarcazioni migliora moltissimo, e allora ecco che si possono trasportare le ceramiche, si possono trasportare in grandi quantità. Le quantità noi le conosciamo grazie a una serie di relitti che sono stati ritrovati in tutto il sud-est asiatico e anche in tutto il resto del percorso. Uno forse dei più famosi, uno di quelli che ha destato più scalpore, è il Belitung. Belitung in realtà è il nome dell'isola vicino a Sumatra dove è stato ritrovato. È un cargo partito alla fine del IX secolo, partito da Canton, diretto in Iran, affonda però vicino a Sumatra ed è stato poi riscoperto pochi anni fa. E pensate, questo è il tipo di imbarcazione, è stata ricostruita perché lo scafo era molto ben conservato e stivava 60.000 pezzi di ceramiche fatte in Cina, oltre a oggetti estremamente preziosi come questa tazza qua d'oro, e anche ci sono appunto oggetti dorati e vari tipi di ceramiche cinesi, di livelli diversi anche, alcune molto pregiate, altre un po' meno. Questa ciotolina qua, che sembra una cosa così da poco, in realtà è la madre dei famosi bianchi e blu che poi sono stati esportati dalla Cina in tutto il mondo, e quella è la porcellana che in realtà noi conosciamo. Ho fatto sottolineato un po' questa questione delle vie marittime perché per precisare che all'inizio del Cinquecento i portoghesi si innestarono in una rete già esistente e molto consolidata, quindi non è vero che le vie marittime sono state create dai portoghesi, seguiti poi dagli spagnoli, gli olandesi e gli inglesi. Questo sistema già esisteva. La differenza qual è? Che una volta che i portoghesi raggiungono, appunto, circumnavigano l'Africa e poi arrivano in India, e dall'India poi si spingono sempre di più verso Oriente, la differenza qual è? Che mano a mano riescono ad approvvigionarsi direttamente, quindi eliminano alcuni degli intermediari nelle varie sono scali, a volte sono invece delle vere e proprie, riescono a stabilire presso alcuni porti degli insediamenti importanti. Però ecco, dobbiamo tenere presente che che i portoghesi quindi si innestano su questo sistema. Gli spagnoli dominano, controllano i loro commerci dalle Filippine, che vengono scoperte nel 1521, ma passando dal Pacifico, quindi dalla parte opposta. Perché lo sottolineo? Perché la scoperta delle Americhe è stata fondamentale, perché da lì arrivava l'argento con il quale portoghesi e spagnoli riuscivano a comprare tutti questi beni, sete, porcellane, spezie, tutto quello che potete pensare.
I portoghesi lo fanno appunto attraverso tutta questa serie di insediamenti. Il più famoso per quanto riguarda me, diciamo le ceramiche, è Macao. Macao però, attenzione, perché diventa un insediamento vero e proprio solo nel 1557, rimarrà però poi una colonia portoghese fino al 1999, l'ultima colonia europea in Asia. Ma i portoghesi erano arrivati in Cina nel 1513, in un'altra isoletta che vedete qua sotto, si chiama Shanchuantao. Quindi arrivano qua nel 1513, poi dopo qualche anno ottengono il permesso di attraccare a Macao e di commerciare, ma non possono fermarsi, non possono risiedere a Macao. Un po' più passano ancora, fra il 1552 e il 1553, viene concesso loro di creare una sorta di capannoni di stoccaggio per le merci, ma di nuovo non possono risiedere. Da quelli poi si passa invece alle case e nel 1557 ottengono il permesso invece di risiedere anche sull'isola, pagando un affitto di circa 20 kg di argento l'anno. Quindi noi abbiamo le vie, il primo sistema, diciamo, il sistema che esisteva precedentemente ai portoghesi, che è quello per cui diciamo, arabi, ma anche altre popolazioni in realtà, quindi commerciavano dalla Cina fino alle coste, fino all'Egitto sostanzialmente. Non erano viaggi diretti, ovviamente si fermavano, e dobbiamo considerare che in ogni porto una parte delle merci veniva venduta e nuove merci venivano acquistate e così via fino ad arrivare a destinazione. Quindi esisteva questo prima, ci sono ovviamente le vie carovaniere e le vie carovaniere non vengono soppiantate completamente dalle vie marittime, nonostante in realtà sia più facile viaggiare e trasportare le merci via mare che via terra. Quando arrivano i portoghesi, anche questo sistema non soppianta quello precedente, e questo lo vediamo. È chiaro che si potevano acquistare poi le merci dal Portogallo, dalla Spagna, ma vediamo, ed è questa la cosa alla quale voglio arrivare adesso, che dai documenti di archivio noi possiamo vedere che in realtà i commerci vengono ancora condotti, cioè alcune merci arrivano a Venezia. Io sono partita da Firenze, in realtà vi devo confessare che il filone di ricerca che io sto perseguendo e dal quale poi è derivata questa conferenza di oggi, è l'interesse verso la collezione di Lorenzo il Magnifico, che aveva appunto una collezione di porcellane, poi vedremo esattamente che cosa vuol dire tutto questo, ed è stato il primo addirittura alla fine del 400 ed è arrivato molto prima rispetto ad altri collezionisti che sono, diciamo, più noti. Fra questi ci sono due regine del Portogallo, un Asburgo che è Ferdinando, era duca del Tirolo, delle cui collezioni abbiamo tante informazioni. Della zia di Caterina d'Austria, per esempio, sappiamo che fra il 1511 e il 1517 aveva collezionato 692 oggetti. Sono tanti effettivamente. Però noi sappiamo anche che la collezione di Lorenzo il Magnifico era così famosa che Carlo VIII di Valois aveva espresso il desiderio di vederla. Carlo VIII però arriva in Italia nel 1494, Lorenzo era morto da 2 anni e la sua collezione era stata dispersa. E infatti noi di quella collezione non abbiamo niente, ad eccezione di un oggetto che è soltanto il catino. La foto, il museo l'ha sempre pubblicata in questo modo, io ci sono stata per rifare le foto ma era chiuso purtroppo quella sala, quindi dovete guardare soltanto il catino. Questo catino faceva parte della collezione di Lorenzo il Magnifico e gli era stata donata da un sultano d'Egitto durante un'ambasceria nel 1487, perché il sultano mamelucco stava cercando alleanze anche in Italia, e in particolar modo Lorenzo perché
sapeva che era un personaggio importante, politicamente importante, che poteva poi, diciamo, portare vicino a sé anche altri regnanti in Italia. Questo è l'unico pezzo. Però attenzione, perché questa non è porcellana, questo è un celadon, che è un termine che in realtà non dovremmo utilizzare perché non è un termine tecnico, però oramai è una convenzione e viene comunemente utilizzato. Qui apro una parentesi tecnica veramente, perché ci tengo, siccome mi occupo di ceramica e questo studio, e vedo che spesso c'è molta confusione nell'uso della terminologia. Allora, ceramica è il termine generico con cui si indica tutto ciò che è fatto con un impasto di argilla e acqua sottoposto a calore, che quindi si trasforma appunto in un altro materiale che è la ceramica. In base al tipo di argilla che viene utilizzata, in base anche alla temperatura di cottura, l'atmosfera nella fornace e tutto, si ottengono fondamentalmente 3 sottoprodotti. Uno è la terracotta, io vi faccio soltanto esempi cinesi, però uno è la terracotta, fatto con argille fusibili, quindi poi cuociono a bassa temperatura. Poi abbiamo il grès o terraglia, utilizziamo di solito il termine grès, che è fatto invece con argille refrattarie ma impure, per cui il corpo assume una colorazione o sul rosso oppure sul grigio, a seconda dell'atmosfera nella fornace. Il terzo prodotto è la porcellana, che è fatta genericamente con un'argilla, kaolino, in realtà in Cina si utilizza più spesso la pietra porcellana, che è invece un'argilla molto refrattaria e pura, per cui il corpo è bianco. Infatti per noi in Occidente la definizione che diamo di porcellana è di un materiale che è bianco, traslucido e risonante. Qui però poi bisogna aprire un'altra parentesi. La Cina, come vi ho detto prima, riesce a produrre porcellana fra la fine del VI e l'inizio del VII secolo. Noi ci siamo riusciti nel 1701, quindi loro sono arrivati quei 1100 anni prima. Certo, la Cina ha il vantaggio di avere un'enorme quantità di... è facile in Cina reperire le materie prime, e ci sono in grande abbondanza, e questi sono i prodotti. Però la cosa interessante è che le prime porcellane sono state fatte in Cina settentrionale. Forse sì, c'è un mouse qua, no? Si vede? No, sì, eccolo. Allora, però se lo vedete, praticamente sono fatte in questa zona qua e sono fatte con un kaolino che si chiama kaolino secondario. A causa della sua composizione chimica, quello che succede è che queste ceramiche, pur essendo deliziose come questo piattino che è veramente splendido, raramente questi oggetti sono traslucidi, però questa è porcellana effettivamente. La porcellana cinese alla quale noi siamo abituati invece sono i famosissimi bianchi e blu, che cominciano ad essere fatti, non sappiamo la data precisa, ma più o meno fra il 1330 e il 1340, quelli sono i primi pezzi, sotto la dominazione mongola. Qui vedete che la sezione è perfettamente bianca. Questi oggetti sono fatti, cioè i bianchi e blu, la porcellana bianca e blu è fatta in Cina meridionale, in una fornace che si chiama Jingdezhen, che poi è diventata effettivamente la fabbrica della porcellana, cioè da qui sono arrivate i milioni, perché sono letteralmente milioni di oggetti che sono arrivati in tutta Europa a partire dal Cinquecento, soprattutto con i portoghesi, e poi ancora di più con gli olandesi, gli inglesi, eccetera. La fornace esisteva già dal X secolo, quando produceva l'altro tipo di porcellana, quindi tutte e due sono porcellana. Questa porcellana è fatta con un kaolino, è fatta con la pietra porcellana, che è un kaolino primario, e quindi questo è traslucido. La nostra definizione di porcellana deriva proprio dal fatto che le prime che noi abbiamo visto erano queste e avevano queste caratteristiche. Il catino di Lorenzo, invece, che vi ho rimesso là in alto, viene dalle fornaci di Longquan, che sono, come vedete, un po' più verso est rispetto a Jingdezhen, ma non sono molto lontane. Fra l'altro, la cosa curiosa è che Longquan
ha a disposizione enormi depositi di pietra porcellana, quindi dovrebbero fare anche loro porcellana, e invece decidono di sporcare letteralmente questo materiale così puro che hanno con argille impure, perché vogliono ottenere un corpo grigio. Perché? Perché la coperta verde risalta molto di più sul corpo grigio rispetto a un corpo bianco. E quindi, infatti vi ho messo questa foto, questo è un errore all'interno durante la cottura, però si vede la frattura qua, e quindi si vede che non è bianco. Quindi qua dobbiamo fare una correzione. Questi sono 3 pezzi che sono in mostra a Palazzo Ducale, dove ho visto che sono stati definiti porcellana Celadon. È una contraddizione in termini, non esiste la porcellana Celadon. Eventualmente la possiamo così definire quando Jean de Gen, molto più tardi, comincerà a fare delle imitazioni delle ceramiche precedenti, di alcuni generi molto famosi. Allora in quel caso lì sì, ma si nota subito la differenza. Infatti hanno grande difficoltà a produrre dei Celadon di alta qualità, proprio perché la porcellana di Jean de Gen è bianca e qui invece abbiamo un corpo grigio. Quindi per amore di correttezza. Veniamo alle fonti di archivio, perché è da lì in realtà che io sono partita con il mio studio. Anzi, devo essere onesta, non è che sono partita io, c'è un lavoro veramente meticoloso del professor Spallanzani di Firenze. Questo è uno dei libri che vedete anche l'uso che ne ho fatto. Per cui ha fatto un enorme lavoro di archivio negli anni 70 e 80, reperendo quindi una serie di materiali. Che Venezia fosse la regina del mare, la regina dei commerci nel Mediterraneo, questo chiaramente non c'è bisogno di dirlo. Abbiamo una serie di documenti che sono interessanti, io sto parlando di ceramica ovviamente, che ci fanno vedere chi possedeva questi oggetti. Allora, da questi archivi noi sappiamo che una serie di oggetti sono arrivati come doni appunto dai sultani d'Egitto, e vedete qua tutte le date e anche il numero degli oggetti, che devo dire non sono tantissimi, però sono piuttosto regolari. E ci sono poi invece porcellane in collezioni private, cioè chiaramente stiamo parlando di famiglie molto, molto benestanti, vedete i cognomi, insomma, Dolfin, Venier, Morosini e così via. Qui vi ho messo, importante perché questo Giovanni Ram, che era un mercante spagnolo ma residente a Venezia, aveva per esempio commissionato a Tiziano questo dipinto, il Battesimo di Cristo, quindi stiamo parlando di persone che evidentemente sono anche molto sensibili all'arte e hanno un gusto estetico molto, molto sviluppato. Odoni addirittura lo vediamo in questo ritratto di Lorenzo Lotto, e il ritratto proprio lui era famoso come collezionista, infatti lo vediamo ritratto circondato da sculture classiche. Quindi vediamo che appunto le porcellane venivano acquistate da famiglie importanti. Ora, su Firenze abbiamo ancora più dati, sono più numerose le fonti di archivio e sono anche più dettagliate. Quello che aveva attirato la mia attenzione era il fatto, per esempio, che nel 1475 Filippo Strozzi il Vecchio fa acquistare dal suo corrispondente a Venezia 8 scodelle di porcellana bianca e 2 cofogliami azzurri. Qui poi oggi non c'è tempo di farlo, io ce ne ho speso veramente tanto, perché appunto il problema dei riferimenti che noi abbiamo nelle fonti d'archivio è la terminologia che viene utilizzata, quindi quanto precisa è. Allora, qui mi viene da dire, da questa dicitura io penserei che appunto le 8 scodelle sono monocrome bianche e 2 invece sono bianche e blu. Mettendole a confronto poi con tutte le altre, a volte è così, a volte non è così. E poi c'è un altro problema del quale vi parlerò fra poco.
L'anno dopo, sempre a Venezia, fa acquistare 4 scodelle e un rinfrescatoio di porcellana domaschina, ecco un altro problema, per cui vengono acquistate non soltanto porcellane cinesi, ma anche porcellane fatte, diciamo, in Medio Oriente. La cosa in realtà è molto più complessa. Qual è il problema? Che quelle domaschine non sono porcellana, perché nessuno fa la porcellana se non la Cina, cioè tecnicamente gli unici a produrre porcellana sono i cinesi. In Medio Oriente si fanno imitazioni della porcellana, anche ottime imitazioni, ma il corpo non è fatto con il caolino, è pasta vitrea, quindi tecnicamente quella non è porcellana, però possono essere molto simili. Dopo ho una diapositiva. Piero il Vecchio, che è il padre di Lorenzo, anche lui, vedete, colleziona, ne abbiamo una serie, non ho il tempo di soffermarmi tanto su ciascuna, però vediamo che alla fine ne ha, ho scritto 10 o 12 perché ce ne sono un paio che probabilmente ricorrono 2 volte, quindi non dobbiamo contarne 12, ma sono in realtà 10. Il balzo in avanti viene fatto con Lorenzo, che questo è l'inventario dei suoi beni alla sua morte. E in tutto, contandole, sono 51. Rimane il problema: sono davvero tutte porcellane cinesi qui dentro, oppure alcune vengono per esempio dall'Egitto? L'Iran produceva ottime imitazioni della ceramica cinese, per esempio. Questo è il grosso problema contro il quale ci scontriamo, in poche parole. E poi, passando ancora, andando avanti nel tempo, nel 1531 Alessandro de' Medici, che è il Medici che rientra a Firenze e poi sarà anche il primo duca di Firenze, ne ha 87, vedete, tra grandi e piccoli. E poi arriva Cosimo I. E i documenti sono tanti, io qui ne ho messi soltanto alcuni, quelli che mi interessavano di più, per vedere un po' questa escalation nelle quantità. Per cui nel 1539, quando si sposa con Eleonora da Toledo, ne conta 70. Però vedete, pezzi di porcellana verde e bianca. Quindi, che cosa intende? Che alcuni sono verdi e alcuni sono bianchi. Allora quelli verdi in realtà sono i Celadon di Loncioen, non sono porcellana verde. Oppure intende porcellane, perché come ci sono quelle bianche e blu, ci sono anche quelle bianche e verdi prodotte in Cina. Però devo dire che a me sembra un po' strano, cioè 70 tutti bianchi e verdi è un po'... Quindi tendo a pensare, come dire, però è un'interpretazione, non ho nessuna poi base scientifica per poterlo affermare davvero, che quindi siano alcuni monocromi verdi e alcuni monocromi bianchi. Poi appunto nel 1547, andiamo al 53, dove viene fatto un grande inventario, anzi ne vengono fatti 2. Il primo è degli oggetti che sono a Palazzo Vecchio, perché poi si trasferiscono a quello che è Palazzo Pitti, e sono 368, quindi vedete da 70 siamo passati a 368 e poi addirittura in tutto sono 392, compresi quei pochi che erano rimasti a Palazzo Medici, quello che oggi noi chiamiamo Palazzo Medici Riccardi. Ci sono però 2 fonti sulle quali voglio attirare la vostra attenzione. La prima è quella del 1545, in cui si dice che Cosimo dà 300 scudi d'oro a Jacopo di Cappone Capponi prima della sua partenza per Alessandria, per acquistare porcellane e altre cose, quindi cose preziose. Quindi qui siamo oramai nel 1545, quindi i portoghesi hanno la loro via marittima che è anche abbastanza ben consolidata, però questo documento ci dimostra che appunto i portoghesi non avevano soppiantato la vecchia rete di commerci, per cui le merci di ogni tipo continuavano ad arrivare in Egitto e da qui poi venivano rimbarcate e trasportate a Venezia, alcune anche a Genova. Quindi questo è importante perché ci fa capire che il vecchio sistema esiste ancora, non viene quindi soppiantato.
Perché questo? Beh, perché sia i fiorentini sia i veneziani avevano grossi interessi comunque in Egitto, e i fiorentini avevano delle banche e quindi alcuni di loro ci vivevano e quindi era facile reperire oggetti preziosi che poi venivano portati a Firenze o a Venezia o dove. E l'altro documento del 1547, vedete, nota di porcellane venute di Livorno a D 23 aprile, totale 130, un numero considerevole. Purtroppo di questo io non sono in grado di capire se Livorno era stata comprata dai fiorentini, era stata comprata ce l'avevano i genovesi, e i fiorentini comprano Livorno per avere un porto, perché Firenze chiaramente non è sul mare, però io in questo caso non sono in grado di capire se queste merci sono arrivate a Livorno dal Portogallo, per esempio, dalla Spagna, oppure dall'Egitto. Questo ancora non lo so, spero di capirlo. Questo era solo per farvi vedere le imitazioni. Allora, a sinistra avete sopra il frammento che avevo fatto vedere anche prima di porcellana bianca e blu, e sotto invece è lo stesso coccio visto da due angolazioni diverse. Questo l'ho fotografato qualche settimana fa al Louvre, e vedete che se guardate la frattura è un po' sporca, però è bianco, perfettamente bianco, il blu è ovviamente bellissimo, nessun problema. Questo però viene dall'Egitto. E dall'altra parte invece vi ho messo un pezzo cinese, quello più verso la sinistra, questo un po' più all'inizio del XV secolo, sono oggetti di una perfezione assoluta, devo dire, e l'altro, come vedete, è una perfetta imitazione fatta invece in Turchia a Iznik. Iznik è una fornace importante che imita alla perfezione, anche vedete nei motivi decorativi, la produzione cinese. Quindi a me viene da dire, quando noi leggiamo questi i riferimenti negli archivi, quando parlano di porcellana anche bianca e blu, cioè per un Medici o uno Strozzi o una delle famiglie veneziane faceva differenza fra l'uno e l'altro, cioè erano in grado di capire se una era porcellana cinese e l'altra invece turca o iraniana o egiziana? Lo stesso volevo farvelo vedere con i Celadon. Quello a sinistra è cinese, l'altro, scusate, ho messo la didascalia in cinese, comunque viene dall'Iran, ok? XV-XVI secolo, e questo viene invece dall'Iran. E come vedete è molto simile. Quindi che percezione avevano veramente a Venezia, così come a Firenze, di queste porcellane? Da una parte, secondo me, dobbiamo un pochino, come dire, perché a volte leggo libri in cui si parla di questa porcellana e di questo desiderio di possedere porcellana come se fosse un materiale senza il quale non si poteva vivere. Era sicuramente un materiale prezioso, costoso anche perché era difficile farlo arrivare, un materiale che noi non riuscivamo a produrre e quindi per questo era sicuramente molto, molto ambito. Però, voglio dire, di materiali preziosi, insomma, ne esistevano. Io mi sono riguardata appunto la collezione di Lorenzo il Magnifico, ci sono degli oggetti di materiali incredibili e oggetti antichi poi, che sono veramente mozzafiato. Molto velocemente passo su dei dipinti, quei pochi dipinti. Vedete che già nel 1388 abbiamo un riferimento a un vaso, questo è chiaramente cinese, monocromo bianco. Oppure questo evidentemente non esiste, cioè esiste la forma in Cina ma non questa decorazione, quindi probabilmente l'ha fatto non avendo un originale. C'è questo qua di Andrea Mantegna, questa tazzina, 1495, quindi un oggetto che poteva essere nella collezione di Lorenzo il Magnifico, e poi sicuramente famosissimo il Festino degli Dei, dove ci sono addirittura 3 pezzi molto grandi, e di questi siamo addirittura in grado di capire esattamente qual è il suo equivalente, ecco, cinese, e dall'altra parte dipinto. Credo di aver superato tutti i tempi possibili e quindi mi fermo. Grazie per questa interessante presentazione di tematiche davvero per molti di noi nuove, anche con distinzioni
di tipo di carattere tecnologico che ci aiutano a capire meglio la realtà di queste produzioni ceramiche del lontano Oriente. Non so se c'è qualcuno rapidissimamente vuole fare qualche domanda, perché poi la professoressa deve andare via. Sì. Sì. Dal punto di vista etimologico, io mi domandavo solo curiosità dal punto di vista etimologico, perché nella mia mente porcellana in inglese è China. Sì, sì, sì. E curiosato, ho visto che la parola porcellana viene dal portoghese, almeno così. Lei mi può dire qualche cosa in merito? Allora, l'etimo è incerto in realtà. Quello che sappiamo è che il termine porcellana è riferito alla porcella, che è una conchiglia bianchissima, proprio sembra effettivamente, ne ho una, e sembra effettivamente di porcellana. Questa è la cosa che so. In inglese si usa il termine porcelain, ma anche china, proprio perché quando arrivano in quantità enormi, soprattutto nel 600 e poi ancora di più nel 700, viene fatta questa associazione, in effetti. Grazie. Però più di questo non so. No, non so ma dirle, è interessante, sinceramente. grazie. Se non ci sono altre domande possiamo chiudere qui. Grazie ancora per questa voi della pazienza. interessantissima serie di indicazioni. Sono anche il frutto di un lavoro di archivio. Io ho avuto esperienza di questo tipo di lavori e sono sempre lavori No, io in questo devo dire che Spallanzani, perché altrimenti estremamente complessi. Però effettivamente poi capire che cosa, cioè interpretarli, anche quello. Continuiamo il nostro incontro con l'intervento della professoressa Caterina Carpinato, che è ben conosciuta dai soci e dagli amici dell'Ateneo, in quanto fino a poche settimane fa è stata vicepresidente dell'Ateneo. Io indegnamente ne sono il successore. Professoressa ordinaria di Lingua e Letteratura Neogreca presso il Dipartimento di Studi Umanistici, è anche prorettrice alla terza missione, quindi il suo ruolo si inserisce qui in maniera egregia come rappresentanza in qualche modo dell'Ateneo di Ca' Foscari. Caterina Carpinato si occupa di molte interessanti tematiche di ricerca, in particolare circa della ricezione della tradizione classica nella cultura neogreca, delle produzioni letterarie alle origini del volgare, cioè dell'attuale lingua neogreca, della lessicografia neogreca e in particolare anche dell'editoria veneziana in greco volgare. Più in generale è un tema ricorrente nei suoi lavori dei rapporti tra la cultura italiana e quella neogreca. Altri impegni importanti che hanno anche un ruolo di carattere, diciamo, pubblico, direi, la vedono protagonista nel campo della didattica del greco e della traduzione letteraria, teatrale e cinematografica. Su queste tematiche, come vedete, sono progetti assai ampi. È autrice di una serie di pubblicazioni scientifiche di notevole interesse, in cui Venezia appare più volte come uno dei luoghi della grecità. E proprio della Venezia nascosta dei greci sotto gli occhi di tutti ci dirà ora la professoressa Carpinato, alla quale do subito la parola, ringraziandola naturalmente per questo suo intervento. Grazie professor Carinci, grazie all'Ateneo per averci ospitato oggi pomeriggio. Ecco, grazie molte. E invece io vi porto a Venezia, così come cerco di accompagnare tutte le volte che ho degli studenti che sono di primo anno alla scoperta di tutte le testimonianze sotto gli occhi di tutti che a Venezia abbiamo continuamente in ogni angolo della città e che vanno riscoperti e guardati alla luce anche delle lezioni di lingua e letteratura neogreca che facciamo a Ca' Foscari.
in genere il mio percorso inizia da Campo Santo Stefano, ma per questa breve conversazione con voi parto invece dalla statua del Rioba, che abbiamo scelto anche come locandina di questo Palazzo Mastelli, come locandina di questo incontro, e da questa interessante rivisitazione di Rioba, non so se, che vedete qui, era una rivista che nell'Ottocento, a Venezia era diventato, ho sbagliato, scusate però, eccolo qui. Era diventata una rivista popolare un po' perché Rioba faceva la funzione del pasquino. Immagino che a Venezia questo sia abbastanza noto. La rivista è nel 1840 una rivista rivoluzionaria e politica, era una rivista comica, e il Rioba, che era un mercante moro, cioè della Morea, un mercante greco-veneziano, aveva questa funzione di essere il punto di riferimento anche per le proteste popolari. Quindi c'è un vissuto dei monumenti e della storia a Venezia che è abbastanza integrato con quello che è il contesto cittadino. E infatti noi abbiamo scelto questa, grazie ad Aldo Ferrari, questa immagine del cammello e dei fratelli Mastelli, che erano appunto, come dicevamo, greci di Morea, che raccontano una storia con l'Oriente che passa anche attraverso un Oriente che è più vicino a noi, che è l'Oriente del Levante veneziano e dei greci, che qui erano, sin dalla fondazione della città, parte integrante di questa città. La leggenda della fondazione di Venezia il 25 marzo del 421 è strettamente connessa con una origine anche greca della città. Il 25 marzo è il giorno dell'Annunciazione, un giorno particolarmente significativo per la spiritualità dei greci, e non è un caso che il 25 marzo ancora oggi è la giornata in cui si celebra l'inizio della rivoluzione greca, e pare che l'inizio di questa città sia stato fatto per un ex voto di un greco di Candia che viveva qui a Venezia. Quindi sin dall'inizio i veneziani hanno voluto sottolineare la loro connessione con il mondo greco e bizantino e la loro intima relazione, che passava anche attraverso quelli che per i greci commercianti veneziani erano anche gli strumenti di trasporto. Questo cammello è un po' come se sul palazzo di famiglia avessero messo un tir, cioè una testimonianza che la loro ricchezza e la loro potenza derivava proprio da questa capacità di commerciare con l'Oriente anche attraverso gli strumenti necessari per le vie carovaniere. Non sono gli unici greci che si permettono, tra virgolette, di mettere cammelli sulla facciata. Un'altra importante famiglia greca cipriota, i Fini, che hanno rifatto la facciata di San Moisè, lo vedremo più avanti nelle diapositive, proprio accanto al busto del protagonista che aveva pagato la facciata di San Moisè, hanno messo 2 dromedari proprio per raccontare alla città da dove veniva la straordinaria potenza e la straordinaria ricchezza di questa famiglia. Quindi ho iniziato con questa immagine quindi attraverso un percorso che non è quello consueto che faccio con gli studenti, iniziando da... Come mai qua non c'è un mouse, non so utilizzare, facciamo così, forse dovrei chiudere, no, grazie a questo. Ecco qui la funzione di quel giornale che vi dicevo, l'almanacco comico insurrezionale, Fuori i barbari, e l'uso del Rioba come personaggio per immaginare una nuova Venezia e una nuova città. Mi piace ricordare che in quel periodo in particolare la riflessione per una nuova città e per una nuova Venezia si svolgeva anche in questa sede, dove il segretario accademico e vicepresidente per un certo periodo era Emilio Tipaldo, un intellettuale corfiota di primissimo ruolo nella storia della cultura greca dell'epoca, anche perché era
professore di storia e filosofia al Collegio Marittimo, lì dove si erano formati i fratelli Bandiera, e quindi qui, in quel contesto della rivoluzione greca e della vitalità di una realtà libera dai barbari, fuori i barbari, hanno contribuito attivamente anche i greci che avevano vissuto e che vivevano in quel periodo una nuova fase della loro storia politica, che era quella in seguito allo scoppio della rivoluzione del 1821, e che a Venezia veniva coltivata e che ha coltivato e ha contribuito allo spirito dei moti del 48-49, che proprio in questa sede hanno avuto poi anche importanti riflessi. Ma torniamo un momentino indietro. Il fatto che i greci a Venezia fossero assolutamente di casa, sin dalle origini, lo scriveva anche Marin Sanudo nei suoi diari. Io non sono brava con questo. Eccolo qua. Marin Sanudo scriveva: la città di Venezia aveva principio non da pastori come Roma, e quindi già stabilisce una certa differenza e superiorità, ma da nobili e potenti, quali furono i popoli paflagoni venuti con Antenor in Italia. In quel periodo, quando Sanudo scrive, c'è una grande riscoperta e rilettura dei testi greci che sono arrivati in maniera più considerevole, soprattutto dopo la caduta di Costantinopoli del 1453, e a Venezia, in quel periodo capitale del libro a stampa e della riproduzione dei libri, era sviluppata in maniera straordinaria la curiosità nei confronti della lingua e della cultura greca, e in questo periodo si ristabilisce anche uno studio attento dei classici che, appunto, come Arriano, raccontavano che gli Eneti erano stati cacciati dalla loro terra negli anni dell'assedio di Troia e si erano rifugiati prima in Lidia e poi al di là dell'Egeo, raggiungendo l'Alto Adriatico lungo la rotta del commercio dell'Ambra. Ristabilire un'antichità addirittura troiana tra Venezia e il mondo di lingua greca significava anche stabilire una specie di priorità rispetto alla grandezza di Roma. Quindi Venezia in quel momento si rappresentava e si raccontava il passato in maniera funzionale per potersi manifestare anche come realtà potentissima sul Mediterraneo orientale, anche perché aveva le sue origini in quell'area, quindi non erano semplicemente dei conquistatori o dei dominatori delle terre di lingua greca, ma erano fratelli e in stretta connessione sin dall'epoca più antica. Uno studio molto accurato e molto interessante sui rapporti della prima fase appunto di Venezia e nel mondo di lingua greca si deve a Giorgio Ravegnani, già nostro collega, autore di molte monografie sui rapporti di Venezia e l'Oriente. In particolare c'è uno studio in questo volume pubblicato dall'Istituto Veneto nel 2002, I Greci a Venezia, nel quale appunto Giorgio Ravegnani parla dalla genesi di Venezia alla nascita della comunità. La comunità greca viene fondata istituzionalmente nel 1498, però già esisteva sin dalla fondazione, sin dalle prime epigrafi di Torcello, che è stata scoperta nel 1895, dove si parla di un certo Magister Militum a Maurizio e l'epigrafe del VII secolo. Comunque rimando alla bibliografia e agli studi Però la Venezia greca ce l'abbiamo sotto gli occhi di tutti, anche nei posti più noti della città. Ovviamente quando vediamo le due colonne, da una parte il santo che ha difeso la città in una prima stagione, San Teodoro, il Todaro veneziano, dall'altra quando viene posto accanto il leone alato, in qualche maniera i veneziani stabiliscono dal IX secolo in poi un certo affrancamento dalla giurisdizione anche religiosa di Costantinopoli, prendono una difesa per la città, per la spiritualità della città, un evangelista che è più vicino a Cristo di quanto non lo sia un soldato, un santo soldato, quindi li mettono sulla stessa altezza, ma qui c'è
un discorso preciso che in quel momento la città fa, noi abbiamo due santi che ci difendono. San Marco, adesso che abbiamo portato le ossa con le reliquie in città, ci difenderà e ci affrancherà un po' anche dal ruolo di dipendenza che abbiamo con Costantinopoli. Passando ad in piazza, appunto, abbiamo la Biblioteca Marciana, che adesso raccoglie, eccola qui ovviamente, che nasce inizialmente come biblioteca per raccogliere il patrimonio librario di Bessarione. A Bessarione si deve la famosa definizione di Venezia quasi alterum Byzantium, è un'importantissima valutazione della città che riceve questo lascito nel 1468 di quanto di più prezioso ha il Cardinale. Il Cardinale porta un'importantissima collezione di manoscritti greci in città, manoscritti, e anche questa documentazione è stata recentemente poi studiata e pubblicata prima da Marino Zorzi, che aveva fatto uno studio sulla Biblioteca Marciana, ma adesso di recente dal professor Rigo e dal professor Nicolò Zorzi dell'Università di Padova, i quali proprio quest'anno stanno organizzando a Venezia un grandissimo convegno di studi bizantini, di quei convegni che si svolgono ogni 5 anni, che porteranno in città i principali studiosi di lingua, letteratura, cultura e arte bizantina, perché in effetti a Venezia questa connessione con il mondo culturale, linguistico, religioso, storico bizantino, noi siamo gli eredi diretti. E qui abbiamo alcune riprese delle immagini di Bessarione, e tra l'altro anche questo personaggio che probabilmente Bessarione, in questo quadro di Piero della Francesca. Alcuni anni fa, proprio qui all'Ateneo Veneto, abbiamo presentato il libro di Silvia Ronchey, L'enigma di Piero, e Silvia Ronchey e molti altri studiosi sono convinti di poter vedere in questo personaggio un giovane Bessarione. Ci sono tutte le spiegazioni molto convincenti in questo libro pubblicato alcuni anni fa. E qui abbiamo ancora la Stauroteca di Bessarione e questo patrimonio importantissimo che proviene da Bisanzio, da Costantinopoli, arriva e viene protetto dalla metà del 400 a Venezia e diventa un luogo dove non soltanto continua una tradizione storico-culturale che era stata coltivata in quello che era l'impero romano d'Oriente, con capitale Costantinopoli, città di lingua greca, di religione ortodossa, che si sentiva comunque in linea di continuità con Roma, ma anche da quel momento in poi diventa un volano per gli studi della lingua e della cultura greca, anche perché c'è una coincidenza con la produzione a stampa di testi che gli occidentali desideravano conoscere e leggere accuratamente. Nel palazzo di città, nel palazzo ducale, abbiamo una serie di capitelli istoriati estremamente importanti, attraverso i quali si legge come la città voleva raccontare ai visitatori, ma a se stessa anche, su che cosa si reggeva la ricchezza e la potenza di questa città. Questa città era una città multietnica e multiculturale, come raccontano le teste dei capitelli storiati. Queste teste hanno anche scritto sopra l'origine dei personaggi raffigurati, questo è il greco. Ma c'è importantissimo anche il famoso rilievo angolare con Adamo ed Eva, e questo aspetto del monumento angolare viene anche raccontato in un poemetto in greco volgare della metà del 400, che si chiama Digisis tis Phimistis Venetias, è un documento che è stato scoperto nella metà dell'Ottocento e poi pubblicato nel 1874, la cui prima traduzione è stata poi fatta in italiano ed è pubblicata proprio negli atti dell'Ateneo Veneto. In questi
in questo componimento l'autore greco dice «Ston δεύτερο των ρούν τον είδε και φλιβήθηκα, Αδάμ και Εύα στέκοντα έξω ξεγυμνισμένοι, όπου είχαν στο παράδεισον και βγήκαν θλιμμένοι». Lo dico brevissimamente in italiano, dice ho visto lì nel secondo pilastro questa rappresentazione di Adamo ed Eva che sono messi all'esterno e sono nudi, così come erano quando sono stati scacciati fuori dal paradiso, e avevano nel mezzo un albero con intrecciato un serpente, quel maledetto serpente che ha fatto poi maledire il genere umano. Quindi abbiamo nella seconda metà del 400 un breve testo in volgare che è una specie di piccola guida della città e soprattutto di Piazza San Marco. Il componimento si conclude dicendo che a Venezia è un tesvar che saluga che tacanali a strade, hanno come cavalli le barche e i canali come strade. E quindi questo è un componimento breve, non di bellissima fattura, ma estremamente interessante come guida per la città nella metà del 400. Invece nel primo periodo della tipografia veneziana in volgare abbiamo preso la tipografia dei fratelli Nicolini da Sabbio, che erano coloro che stampavano anche le opere di Pietro Bembo, un introduttorio nuovo intitolato Corona Preciosa per imparare a leggere, scrivere, parlare ed intendere la lingua greca volgare et litterale e la lingua latina e il volgare italico con molta facilità e prestezza, senza precettore, cosa molto utile ad ogni condizione di persone o litterate o non litterate, compilate per lo ingegnoso uomo Stefano da Sabbio, stampatore di libri greci, da libri greci e latini nell'inclita città di Venezia. Questo libro è estremamente interessante in 4 lingue ed è dedicato al doge Andrea Gritti, che aveva sicuramente delle competenze linguistiche in greco volgare, in quanto sappiamo che il figlio Alvise lo aveva avuto da una donna greca di Costantinopoli. Qui abbiamo lo scrigno della storia greca moderna, ben conosciuto per tutti i veneziani, l'Archivio di Stato, ma nel mio breve intervento il mio punto di riferimento non sono gli illustri ospiti di stasera, ma io penso ai miei giovani studenti che magari vengono da varie parti d'Italia per studiare neogreco a Venezia e non conoscono la città e non sanno che cosa c'è di greco in questa città. Quindi scusatemi se dico delle cose che magari per il pubblico in sala sono fin troppo note. Però questa è una città dove il linguistic landscape è sempre sotto gli occhi di tutti. Questo personaggio che in genere abbiamo dietro le nostre spalle, dietro il nostro schermo, c'è Tommaso Rangoni, un medico straordinario di cui si diceva che era stato capace di allungare la vita in maniera fuori dai termini del secolo. Era appunto colui che viene celebrato nella chiesa di San Zulian, vicino a San Marco. Qui era un medico ravennate, fisico, onesto, il quale però si era autocelebrato in questa chiesa sia in ebraico che in greco. Ed è un'importantissima iscrizione che troviamo sulla parete esterna di questa chiesa, e il linguistic landscape è proprio una materia che nelle università americane invita gli studenti a guardarsi intorno e a capire anche attraverso le iscrizioni della strada, le insegne, le pubblicità, a capire che cosa significa e quali sono i rapporti della città. Noi ce le abbiamo sotto gli occhi continuamente, queste connessioni con la storia, e molto spesso non le vediamo. In questo periodo il busto di Vittorio Colonna mi pare che sia in mostra a Vicenza per la mostra naturalmente il contesto della cultura greca a Venezia ci porta ovviamente nell'area più greca della città, al Campo dei Greci, alla chiesa di San Giorgio. Ci riporta in mente il personaggio di Tommaso Flanghini, che volle costruire un importante istituto, non questo qui, la scuola
dei Greci, questa qui accanto, insomma nell'area del Campo dei Greci, e ci riporta anche a nomi che sono ben noti nel contesto architettonico e storico-artistico della città. Tommaso Flanghini aveva commissionato a Longhena la realizzazione della scuola, e Tommaso Flanghini aveva un magnifico palazzo sul Canal Grande, e nella chiesa di San Giorgio dei Greci la tomba dell'arcivescovo di Filadelfia, il primo rappresentante ufficiale della comunità religiosa di Venezia, Gabriel Severos, aveva avuto l'onore di avere una tomba fatta proprio dal giovane Longhena. Quindi ci rendiamo conto che attribuire all'archistar dell'epoca la realizzazione della scuola dei Greci significa che la comunità greca apparteneva veramente a tutti gli strati della società, sia le despine, che appunto erano le donne di servizio. Despina significa signora, però nelle commedie la despina in genere fa la donna di servizio, sia le donne di servizio, sia le compagne dei dogi, ma anche uomini di grandissimo potere economico in città, e anche un ruolo molto significativo lo hanno avuto i medici greci, che a Venezia avevano un ruolo fondamentale, tra i quali anche un certo dottor Colocchi, che alla sua morte lasciò a Marietta Colocchi la capacità di continuare le sue attività mediche, e la Marietta Colocchi alla fine del 600 aveva avuto anche la nomina di medica stipendiata. Ma prima di lasciare l'area dei Greci c'è Palazzo Maruzzi nei pressi dell'Istituto Ellenico, che apparteneva alla famiglia di Pannos Maroutzis, che era un potentissimo greco ortodosso, che aveva come funzione anche quello di essere un po' un interlocutore tra Venezia e il mondo di lingua russa, perché li mettevano insieme i sentimenti religiosi ortodossi condivisi, e quindi Maruzzi era a servizio dei russi, console russo nella dominante, e aveva un patrimonio straordinariamente consistente, tant'è vero che sappiamo che regalò anche ad una consigliera di Caterina II 2 canaletto, e aveva anche comprato la villa di Piombino Dese, la villa Marcello, che all'interno è stata tutta restaurata e riadattata secondo il gusto dell'epoca, con i soldi appunto dei Maruzzi, il quale poi si era preoccupato anche di creare una scuola importantissima di formazione per i greci epiroti nella città di Ioannina, che ancora adesso viene studiata soprattutto dai greci, è stata anche oggetto di indagini dalla professoressa Crisa Maltesu. Dicevamo poco fa del Longhena, dicevamo della Chiesa della Salute, e tutti i veneziani hanno una speciale venerazione nei confronti della Madonna Mesopadditis, che deriva da quanto è riuscito a salvare dall'assedio di Candia il Morosini, e la Mesopadditis oggi è in questo trionfo barocco, ma è una delle icone più importanti del patrimonio ortodosso, della religione ortodossa, e quindi il sacro veneziano e il sacro greco è in intima connessione non soltanto con questa Madonna, ma anche con l'altra Madonna veneratissima a Venezia, la Nicopeia, che si trova a San Marco. Quindi anche lì il legame intimo tra il mondo spirituale greco e il mondo spirituale veneziano è strettamente connesso. Di questa Mesopadditis abbiamo anche un riferimento nel componimento di Zanes Bugnalis sulla guerra cretese, pubblicato qua a Venezia nel 1681 dalla tipografia di Andrea Giuliano,
in campo San Fantin, quindi qui fuori. Cioè qui in questo campo, io non so esattamente dove, c'era un'importantissima tipografia che pubblicava libri in greco per il pubblico dei greci, e questo lungo poema storico in versi decapentasillabi racconta proprio la guerra del ventennale assedio turco ottomano contro la presenza dei veneziani a Creta, e da questa testimonianza vedete qua che si è andata via anche Mia Mesopadditis, si lamenta che questo assedio ha portato fuori dalla città e dall'isola di Candia dove aveva la sua sede la Madonna. Ecco qui il campo Santo Stefano, da dove io parto per fare le mie chiacchierate con gli studenti e parlare di Morosini. Il Morosini peloponnesiaco è sepolto nella chiesa di Santo Stefano, la tomba è stata da poco restaurata, e la definizione di peloponnesiaco e mauroceno riporta molto da vicino appunto questa connessione che lo stesso Morosini amava coltivare, la leggenda che la famiglia avesse origini greche e che fossero discendenti dai Mavrogenus, che era un'importantissima famiglia bizantina. Quindi c'è sempre stata questa voler trovare nella ragione d'essere anche conquistatori della Grecia una ragione di tornare a casa, cioè i veneziani si sono sentiti sempre a casa nell'area di lingua greca. Era un modo anche per giustificare azioni non sempre legittime. Comunque a Campo Santo Stefano sapete che c'è anche il monumento a Tommaseo. Tommaseo è stato uno dei protagonisti del 48-49 di cui parlavamo poco fa. Sotto la statua di Tommaseo ci sono i famosi libri che reggono la statua. Uno dei libri è Omero, poi c'è Dante e poi un altro libro è voltato, probabilmente tutto ciò che è la cultura successiva. Tommaseo, durante il suo soggiorno qui a Venezia negli anni 40 del Novecento, era strettamente legato ai greci e cercava di imparare il greco moderno, tant'è vero che poi nel 1842 pubblicherà i canti popolari greci in italiano. Poco fa abbiamo visto anche i riferimenti alla famiglia Dolfin, che aveva a che fare anche con l'acquisto di importanti collezioni giapponesi, cinesi, di cui si parlava poco fa. I Dolfin, di cui noi adesso siamo proprietari di questo palazzo come Ca' Foscari, hanno decorato quella magnifica sala, cosiddetta Sala degli Specchi, anche perché in quel periodo erano in stretto rapporto con Morosini e con le campagne di Grecia nel Levante. Ma sempre con i rapporti con la Grecia, i famosi leoni che ci sono davanti all'Arsenale, quelli che derivano da Delos, e il famoso leone anche del Pireo, che se abbiamo la questione della restituzione dei marmi del Partenone, potrebbe anche avviarsi una questione anche sulla restituzione del leone del Pireo, ma andiamo avanti. Questo è il famoso arco che troviamo nella Sala dello Scrutinio a Palazzo Ducale, l'apporto monumentale di Andrea Tirali, che appunto è dedicata a Francesco Mauroceno, come dicevamo poco fa, peloponnesiaco, nel 1696. Avevano realizzato questa importante arco di trionfale, e in questa immagine non si vede molto bene, ma qui abbiamo una Grecia sottomessa ai piedi di Venezia, e la Grecia è rappresentata come una donna con un manto turchino, qui c'è il Morosini, e un turbante come quello che avevamo visto per i Mori, che la Morea ha tolto dalla sua testa per metterlo ai piedi di Venezia, e il suo turbante, la carta della Morea e le catene spezzate che finalmente sono state rotte dalla conquista veneziana della Morea,
sono offerte in maniera allegorica alla città. Mi avvio alla conclusione di questo percorso un po' sperando di non fare pasticci. Bene. Questo è un altro di quegli elementi che nel percorso da Campo Santo Stefano fino al Palazzo Ducale, quando poi li porta a vedere la porta dello scrutinio, questi ragazzi, mi soffermo anche davanti alla chiesa del Giglio e la rappresentazione di Candia. Questi sono i palazzi, alcuni dei palazzi occupati da famiglie greche, Palazzo Flangini, Palazzo Ferrofini, ma anche ricordate il Palazzo Vendramin Caliergi, anche la famiglia Caliergi era un'importantissima famiglia bizantina trasferitasi dopo la caduta nel 1204 si erano trasferiti a Creta, era un'importantissima famiglia greco-veneziana. Questa era la facciata di San Moisè di cui vi parlavo poco fa, con i dromedari in bella vista. In questo periodo non si vede perché la facciata è tutta ricoperta per lavori di restauri. E tracce di questi rapporti tra i greci e i veneziani si trovano anche in due recenti romanzi scritti da nostri colleghi veneziani. Uno è L'inventore di se stesso, un bellissimo romanzo di Enrico Palandri, che è ambientato proprio nel mondo contemporaneo, però il protagonista crede di essere erede di una importante famiglia greca attiva a Venezia nel periodo appunto seconda metà del Seicento. È un romanzo che ci racconta una Venezia dei nostri giorni e un modo anche di raccontarsi la storia e anche queste connessioni con il passato e con i greci. E un altro pure dei nostri colleghi, Gregory Dowling, che tra l'altro è anche un socio dell'Ateneo, ha scritto questo bellissimo romanzo giallo sui 4 cavalli, dove l'intreccio si svolge sulla questione della prima traduzione in inglese di Omero e il ruolo avuto dalla comunità greca nel Settecento, e lì ritrovate invece tutta quell'atmosfera un po' di mistero e di noir, ma i luoghi descritti con grande sapienza dal collega sono i luoghi della contrada di Sant'Iseppo e dell'area dell'Arsenale. E in quell'area di Castello, l'area dei Greci, ovviamente c'è anche il campo delle Gatte, il campo dei delegati, lì dove c'è la casa modesta di Ugo Foscolo, che forse è il greco veneziano più noto. Anche i miei studenti che vengono dalla provincia di Isernia comunque questo lo sanno, che era nato a Zante, che in qualche periodo aveva vissuto qui a Venezia. E un'altra veneziana amica non solo di Foscolo ma anche di Capodistrias, il primo governatore di Grecia, era Isabella Teotochi Albrizzi, corfiota straordinaria, donna intellettuale, scrittrice e padrona di questa meravigliosa dimora privata, Palazzo Albrizzi. Il rapporto con un Ugo Foscolo e la Grecia e la sua raffigurazione della città aveva lasciato anche un'impressione molto forte in un autore del Novecento che si chiama Ilias Venesis, un autore morto nel 73, che alcuni anni fa una mia studentessa ha tradotto in italiano, e abbiamo fatto questa pubblicazione da Micene a Venezia, storie greche vicine e lontane. E Venesis aveva scritto una piccola guida, una piccola rassegna di luoghi veneziani che facevano impressione a lui, che era all'epoca corrispondente del più importante giornale greco dell'epoca, Catimerini, nel 1951, subito dopo la guerra, quando era stato inaugurato l'Istituto Ellenico, aveva fatto un viaggio qui a Venezia, e la rassegna di queste impressioni di viaggio sono state tradotte in italiano e adesso sono disponibili anche grazie alla casa editrice Argo di Lecce. È stata una passeggiata rapida attraverso luoghi che abbiamo visitato con i miei studenti, che continuiamo a visitare, che ce li abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni,
e spero che vi sia stato utile rileggerli in questo modo. Grazie. Grazie Caterina per questo bellissimo percorso che naturalmente a me, che sono un filelleno di vecchia data, ha creato veramente un grande piacere ascoltarti, e quindi penso che tutti noi abbiamo tratto molti interessanti spunti da questa narrazione che ci ha portato attraverso una Venezia marcata dalla presenza greca, direi in maniera assai notevole. Adesso non so se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda alla professoressa Carpinato. Se non ci sono domande possiamo procedere con l'intervento del professor Aldo Ferrari, che è un po' anche uno degli animatori di questo nostro pomeriggio. Aldo Ferrari è professore ordinario nel settore disciplinare di armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia presso il Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa mediterranea, di cui è responsabile anche proprio per la terza missione, quindi è uno ha il merito, anche il principale merito di questa nostra iniziativa. Nell'amplissima serie di contributi dedicati alla storia e alla cultura della vasta area eurasiatica, veramente così ho avuto modo di vedere le sue pubblicazioni, sono veramente di grande estensione, di grande respiro. Una parte non indifferente è dedicata alla storia e alla cultura dell'Armenia e degli armeni. È davvero notevole questa serie di contributi. Abbiamo quindi tra noi un'autorità in questo campo di studi. Gli armeni a Venezia sono stati oggetto anche di un volume proprio curato da Aldo Ferrari e pubblicato dall'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti, nonché di altri contributi. I luoghi e i protagonisti della Venezia armena è appunto il titolo del suo contributo. Lo ringraziamo davvero di cuore per questa iniziativa. La comunità armena di Venezia è una comunità che per tante ha accompagnato la storia di questa città per lungo tempo e con vicende anche recenti che tutti conosciamo. Quindi saremo veramente interessati a sentire da lui, è vero, questa serie di vicende, di questa storia, che ha anche luoghi naturalmente. Sì, una selezione molto breve, naturalmente abbiamo poco tempo a disposizione, sono molto contento di essere qui a presentare questa relazione. Ci tengo a dire che questo incontro di oggi, che spero possa essere interessante in sé, vorrebbe essere, nelle intenzioni mie e della collega Carpinato, anche un punto di partenza per qualcosa di più duraturo, nel senso che lei ha parlato di cose greche, io parlerò di quelle armene, il collega poi parlerà di cose ebraiche, la collega sinologa ha parlato di quello che c'è nei vari musei e molto altro ci sarebbe da dire, cioè esiste all'interno di questa straordinaria città che è Venezia una componente orientale e asiatica che è sotto gli occhi di tutti, come giustamente diceva la collega Carpinato, però gli occhi guardano se sanno dove guardare e molto spesso questo non si sa. Io non sono veneziano, non so quanto i veneziani sappiano tutto della loro città, anche di queste particolarità orientali. Sicuramente ne sanno pochissimo, se non nulla, i turisti che vengono. Allora l'idea non è solo di presentare naturalmente a persone che suppongo in larga misura già conoscano queste cose, ma anche pensare per esempio a una pubblicazione proprio di divulgazione storico-culturale con una ricaduta turistica, sapere che a Venezia, oltre a ciò che meglio si conosce, ci sono altre cose interessanti, altri percorsi alternativi, peraltro strettamente collegati alla storia stessa di Venezia. Di questo parlerò oggi molto brevemente, con un intervento abbastanza simile per certi aspetti a quello di chi mi ha preceduto, nel senso che così come i greci, ma forse in maniera meno evidente, meno comprensibile, anche gli armeni hanno da tantissimo tempo uno stretto legame con
Venezia. E questo può essere un po' sorprendente se noi pensiamo che l'Armenia, quando ancora esisteva, ora ne esiste una cosa molto piccola, questa piccola parte scura, quanto è rimasta della grande Armenia, era assai lontana da Venezia e poi era un regno, un territorio interno, lontano dal mare. Quindi questo secolare, in realtà più che millenario contatto tra Venezia e gli armeni, come si è creato? Si è creato, se vogliamo, grazie o per colpa delle straordinarie sventure storiche degli armeni, che hanno perso il loro stato intorno al 1045-50 d.C. e hanno cominciato a emigrare. La storia dell'emigrazione armena è vastissima, non posso chiaramente ripercorrerla, se non per ciò che riguarda Venezia. Cioè, crollato il regno d'Armenia intorno al 1045, molti armeni vanno a creare uno stranissimo regno armeno in diaspora sulle coste della Cilicia, cioè sul Mediterraneo, attuale Turchia meridionale, e il principato, poi il regno armeno di Cilicia, dura sino al 1375, in stretto collegamento con i principati crociati d'oltremare, ma sopravvivendo per più di un secolo all'ultimo avamposto, San Giovanni, che cade nel 1264. Quindi è una lunghissima fase armena fuori dall'Armenia, ma sulle coste del Mediterraneo. Gli armeni non erano grandi navigatori e evidentemente il principale rapporto che hanno avuto con i veneziani all'epoca delle crociate era dovuto al fatto che Venezia fosse il trade union principale tra l'Europa e i crociati d'oltremare, i quali crociati, come vedete qui, erano vicini e alleati degli armeni nella lotta comune, non tanto facile perché poi se ne sono date di santa ragione tra di loro più volte, insomma, ma comunque in stretto collegamento. I rapporti storici importanti, duraturi tra Venezia e gli armeni nascono quindi in epoca ciliciana, sebbene anche a Torcello si possa dire un'iscrizione, molti armeni vivevano nell'impero bizantino, avevano un ruolo importante, anche un Isacco armeno come esarca bizantino probabilmente era già presente a Venezia, a Torcello nell'VIII secolo, ma quelli sono episodi, se vogliamo, casuali e marginali. Invece, grazie al contatto medievale tra il Regno Armeno di Cilicia e Venezia si crea una consuetudine secolare, profonda, duratura, fatta di tanti aspetti. L'incontro naturalmente derivò dal fatto che i veneziani, ma non c'è bisogno che ne parli, avevano rotte commerciali che andavano in gran parte del bacino mediterraneo ma anche oltre e toccavano quindi evidentemente anche il regno di Cilicia. Naturalmente non può mancare in questa breve relazione il ricordo di Marco Polo, che è poco conosciuto, o meglio non notato, partì proprio dalla Cilicia armena per andare poi in Cina e parlando dell'antica capitale Ayas, l'Aiazzo nelle fonti italiane, vedete che cosa scrive. Sopra il mare è una villa che ha nome Laias, la quale è di grande mercatantia, e qui vi si sposa tutte le spezierie che vengono di là entro, e i mercatanti di Vinegia e di Genova e da ogni parte, quindi le levano, e di drappi, eccetera, eccetera. Quindi una descrizione del ruolo importante che la Cilicia armena aveva nei commerci internazionali e dei legami forti con Venezia, che vediamo qui chiaramente evidenziati dallo stesso Marco Polo, il quale poi prosegue e attraversa l'Armenia vera e propria, la descrive, parla di alcune città, in particolare Arzingan, che sarebbe Erzincan nell'attuale Turchia, e naturalmente fa riferimento, vedete nell'ultimo rigo di questa breve citazione tratta dal Milione, alla montagna dell'Arca di Noè, vale a dire al monte che noi conosciamo come Ararat. Ci sarebbe tutto un lunghissimo racconto da fare riguardo al monte Ararat, l'identificazione del monte Ararat nella terra armena rispetto a quello di cui si parla nel libro della Genesi, ma comunque vedete che l'Arca di Noè nella grande Armenia è ben chiara nella visione di Marco Polo che attraversa questa regione diretto assai più lontano.
I rapporti tra gli armeni e Venezia sono prevalentemente commerciali, e qui ci sarebbe da fare un discorso piuttosto lungo. Gli antichi armeni, quando avevano uno stato proprio, non erano mercanti, avevano uno stato, per così dire, feudale, nobili e contadini. Diventano mercanti, famosi come mercanti, a volte non amati, spesso i mercanti non sono tanto amati, solo quando perdono il proprio paese, quando vanno a vivere in diaspora. E una volta in diaspora sviluppano delle capacità commerciali, imprenditoriali, che li rendono noti ovunque vadano, anche a Venezia, dove queste capacità c'erano, ma evidentemente avere mercanti provenienti dal vicino Oriente, esperti nell'arte della mercatura, ma anche, come posso dire, poliglotti, profondi conoscitori dei territori, delle popolazioni, era estremamente utile. E ci sono moltissimi documenti veneziani che parlano e ringraziano la nobile nazione armena per i servigi resi alla Serenissima. In molti periodi i mercanti armeni, quando la Serenissima era impegnata in guerre, soprattutto con l'impero ottomano, riuscivano in qualche maniera a commerciare ugualmente, servendosi di una sorta di extraterritorialità. In particolare questo fu vero proprio per la guerra di Creta o di Candia, di cui parlava anche la collega, e questo loro ruolo fece sì che diverse famiglie armene diventassero, soprattutto nel 600-700, straordinariamente ricche qui a Venezia, ma non solo. Però il rapporto tra gli armeni e Venezia non era solo un rapporto commerciale ed economico, c'era una fortissima dimensione culturale. L'esempio che normalmente si riporta, io qui faccio pochi esempi ma ce ne sarebbero molto di più, è il fatto che il primo libro armeno a stampa sia stato pubblicato qui a Venezia nel 1511. È un dato significativo, ma persino ovvio. Dove avrebbe dovuto essere pubblicato il primo libro armeno a stampa se non a Venezia? La città dove da un lato gli armeni avevano già una secolare consuetudine, c'era già una comunità armena forte e ben strutturata almeno dalla metà del 300, ma soprattutto Venezia, fra fine 400 e primi del 500, era una delle capitali della tipografia europea, forse il centro principale della stampa, Aldo Manuzio, per fare un nome, evidentemente. E del tutto naturale che il primo libro armeno sia stato stampato qui a Venezia nel 1511 da un personaggio misterioso che pubblicò qui 4 libri in rapida successione, ha un nome armeno che tradotto significa più o meno Giacomo il peccatore. Non si sa che peccati avesse commesso, ma insomma ognuno di noi potrebbe, suppongo, aggiungere questo epiteto al proprio nome. Pubblica questi 4 libri interessanti, anche se non particolarmente belli tipograficamente rispetto ad altri, sono i primi volumi. Il primo, il cosiddetto libro del venerdì o Batagirk in armeno, è una miscellanea di preghiere, scongiure, un testo composito molto interessante. Ma ciò che conta veramente è proprio capire come Venezia per gli armeni, come anche per i greci, in maniera, se vogliamo, abbastanza simile, fosse porta d'Europa, all'incontrario, porta d'Oriente per chi da Venezia partiva, ma anche porta d'Europa per chi da un Oriente vicino arrivava in Europa. Legami commerciali ma anche culturali estremamente importanti, e nell'arco di secoli. Come per i greci e a differenza degli ebrei, gli armeni cristiani, seppure non cattolici, non hanno mai avuto un ghetto, né hanno abitato esclusivamente in una zona della città. Peraltro, la principale concentrazione di armeni era in una zona piuttosto ristretta. La comunità armena qui a Venezia non è mai stata molto numerosa. Credo si debba calcolare, senza statistiche precise, nell'ordine delle poche centinaia, 100-200 persone. Quello credo fosse la media degli armeni residenti stabilmente
a Venezia. Il luogo di principale concentrazione era questa via, in realtà è una sorta di quadrato vicinissimo a San Marco. In pratica sotto l'orologio si va avanti, si sbatte contro il muro, si svolta a sinistra e poi a destra e si è arrivati in questo sottoportico dei Armeni. C'è una casa armena, queste case armene avevano in tutte le comunità armene il ruolo di ostello, ospedale, luogo di accoglienza, luogo di abitazione provvisoria, ma in questo luogo, vediamo un altro, è esistita ed esiste tuttora la piccolissima chiesa di Santa Croce. Santa Croce è una delle denominazioni più diffuse delle chiese armene. Gli armeni hanno una devozione particolare per la croce, e le croci armene, in particolare quelle realizzate in pietra, ne vedremo una, sono tra i prodotti più originali dell'arte sacra armena. Questa piccola Santa Croce degli Armeni architettonicamente non ha nulla di armeno, assolutamente. È una piccola chiesa, come la vediamo adesso, barocca nella sua struttura, però è la più antica chiesa armena in uso in Italia, cioè per centinaia di anni, da fine del 300 ad oggi, viene usata liturgicamente dagli armeni 2 volte al mese o 1 volta al mese, non mi ricordo, ancora oggi. È molto piccolina, ma è una presenza continua e estremamente significativa della durata, della continuità della presenza armena a Venezia. Torno ai mercanti armeni, ed è un aspetto molto interessante e relativamente poco noto, è ben noto agli specialisti di storia economica, ma i mercanti armeni in un determinato periodo, fra 1630 all'incirca 1760-70, hanno avuto una importanza economica straordinaria, controllando la maggior parte, non dico tutta, ma la maggior parte dei commerci che si svolgevano nella rotta, soprattutto tra l'India, la Persia e Venezia. È la grande epoca del commercio internazionale armeno. Storici importanti come Brodel, come Curtin, storici dell'economia, parlano proprio di una sorta di egemonia degli mercanti armeni in questo periodo. I punti principali di questo commercio erano Madras e Calcutta in India, Isfahan, che era il vero centro, con la nuova Giulfa, il quartiere armeno di Isfahan, Costantinopoli, Venezia e poi Amsterdam. Queste erano le rotte, gli snodi principali del grande capitale mercantile armeno, che in questo periodo ha avuto qui a Venezia alcune delle case più importanti. I mercanti armeni erano ben noti, vedete come li raffigurava Greverbrock in questa sua opera famosa proprio sugli abiti dei veneziani. Nuova Giulfa, capitale del commercio internazionale armeno, era un quartiere, è ancora oggi un quartiere armeno di Isfahan, non più capitale ma forse la città più bella dell'Iran. Ha una traccia importante anche vicino a Campo Santa Maria Formosa, in questa Ruga Giuffa, che è quindi la via dei mercanti armeni di Giulfa. Non so quanti veneziani lo sappiano, se lo ricordano, non tutti, perché tra le cose più bizzarre, più vergognose, è che qui ci sia un bar chiamato Giuffa con il pompelmo, perché evidentemente il proprietario Giuffa, il pompelmo, deve aver fatto un po' di confusione, evidentemente. Quindi per questo lo dico, si può essere veneziani, vivere a Venezia e poi non immediatamente riconosce in questa Ruga Giuffa un legame con gli armeni e con la Persia, che invece qui a Venezia c'è. Cioè questi legami interculturali, storico-economici sono chiaramente visibili, ma bisogna saperlo. Quindi credo che incontri di questo tipo, eventuali pubblicazioni, siano estremamente utili, perché tante volte si vedono solo cose che si sanno interpretare o addirittura cogliere. Io personalmente non vivo più o meno a Venezia da 40 anni, ma non ho mica imparato a memoria tutti i nomi delle calli, dei campi, e tante cose, se non me le si spiega, io non le vedo e non le capisco.
Allora, la più ricca di queste famiglie armeno-persiane era quella degli Shahrimanian o Sheriman o Seriman, a seconda delle scritture e pronunce, ricchissima. Fra fine 600 e prime del 700 era tra le famiglie più ricche di Venezia. Non so come si collocasse in classifica, forse non si facevano classifiche a quell'epoca di ricchezza, ma stavano veramente bene e prestavano tanti soldi alla Serenissima, che per le sue guerre aveva sempre bisogno. Faccio vedere almeno 2 dei palazzi, ma ne possedettero ben più di 2. Questo in lista di Spagna è attualmente una delle sedi regionali di Venezia, e l'altro, Palazzo Seriman, non è molto lontano dalle fondamenta nuove. Bisogna arrivarci, bisogna sapere dove, altrimenti è molto bello. Ora c'è un ordine monastico femminile, piccolino ma molto bello, è uno dei tanti palazzi che mercanti armeni hanno posseduto qui a Venezia. Più nota è un'altra pagina importantissima della presenza armena a Venezia. Allora, per gli armeni Venezia è importantissima come luogo di scambio mercantile, come luogo culturale per l'editoria, i primi libri a stampa, ma Venezia è di straordinaria e quasi incredibile importanza per quest'uomo, Mechitar di Sebaste, monaco armeno, Sebaste Sivas, attualmente in Turchia, che arrivò non casualmente a Venezia dopo aver provato a portare il suo neocostituito ordine mechitarista, prima in Morea, nel Peloponneso. Poi gli ottomani conquistarono la Morea, dovette fuggire e venne ospitato dalla Serenissima, che nel 1717 gli concesse l'uso, contravvenendo alle regole che proibivano nuovi insediamenti monastici in laguna, ma erano così positivi i rapporti tra la Serenissima e gli armeni che si fece un'eccezione e si concesse l'isoletta di San Lazzaro, dove tuttora esiste questo monastero armeno, questa isola armena di Venezia, che ha avuto in 3 secoli un'importanza che si fatica quasi a descrivere. Sembra strano, ma la cultura armena moderna è nata a San Lazzaro, in un monastero di monaci armeni, che hanno riunito una grandissima quantità di manoscritti, hanno creato una straordinaria tipografia attiva sino agli anni 90 del Novecento, che è arrivata a pubblicare, mi pare, in 24 lingue e 16 alfabeti, se ricordo bene, che ha avuto un'importanza straordinaria, perché questi mekhitaristi, tra l'altro, erano dei superman, vivevano tutti 80-90 anni, e ognuno di loro scriveva 10-15 libri nel corso della sua esistenza. Avevano un elisir di lunga vita, quello ce l'hanno ancora, e di straordinaria attività intellettuale. Straordinaria la loro opera, per i libri, per le riviste, e anche perché hanno creato importantissimi collegi nei quali ha studiato per molto tempo l'elite del popolo armeno. Faccio vedere alcune immagini. Il chiostro di San Lazzaro, che è un luogo bellissimo da visitare, molti l'avranno visto sicuramente, magari senza avere idea di quanto importante sia stato nella cultura armena, ma è un luogo estremamente interessante. Vedete, questa è una croce di pietra armena, si trova all'ingresso, appena sbarcati dal vaporetto, si chiama in armeno Khachkar, cioè croce di pietra, è un manufatto tipico dell'arte sacra cristiana armena, ed è stato portato evidentemente a San Lazzaro. C'è una parte dedicata ai manoscritti, dei quali non vi parlo, ma sono bellissimi, particolarissimi, molto numerosi, una grande quantità, quasi 5.000 manoscritti, prevalentemente armeni, ma non solo, una straordinaria biblioteca, luogo di grande bellezza, ma da San Lazzaro sono nate anche tante altre ricchezze per il mondo armeno, in particolare il collegio armeno Murat Rafael, che si trova non lontano da Santa Margherita, accanto alla chiesa dei Carmini sostanzialmente. Allora, questo collegio, che tristemente versa in una condizione di abbandono, ha funzionato sino agli anni 90 del Novecento come luogo principale di istruzione per l'elite armena, proveniente soprattutto dall'impero
ottomano e anche dopo la caduta dell'impero ottomano dalla zona del Mediterraneo, del vicino Oriente. Tra gli ultimi studenti c'è per esempio l'attuale console onorario d'Armenia in Italia, che vive a Milano, dottor Kuchukian, c'è la ex ambasciatrice armena in Italia, che fece in tempo, siccome era un collegio maschile, solo proprio alla fine aprirono anche le donne, e la penultima ambasciatrice aveva studiato lì. Molti dei nomi migliori della cultura armena moderna hanno studiato a Sallatro, tra i quali il massimo poeta armeno contemporaneo, Varujan, che venne ucciso nel 1915 nel genocidio compiuto dai giovani turchi, studiò e scrisse anche bellissimi versi sul collegio e su Venezia. Vedete, Cazenobio. Naturalmente tutti questi gioielli armeni non hanno nulla di armeno architettonicamente. Gli armeni acquistavano palazzi o ricevevano la concessione di chiese nei quali luoghi portavano la loro cultura, ma evidentemente non c'è nulla di architettonicamente, artisticamente armeno, anche se nel museo di Sallatro ci sono tante cose armene, ma questi luoghi appartengono appieno al patrimonio culturale veneziano e armeno al tempo stesso. Questo rapporto secolare tra gli armeni, dei quali vi ho dato soltanto alcuni elementi, alcuni aspetti, è da un lato straordinariamente importante per gli armeni, proprio perché Venezia per molto tempo è stato il principale centro culturale del mondo armeno. Gli armeni per secoli hanno perso la propria indipendenza, sono stati devastati politicamente, culturalmente e antropologicamente dalle dominazioni musulmane, e proprio nelle colonie, in particolare a Venezia, hanno potuto sviluppare una grandissima cultura diasporica. Da questo punto di vista la capitale culturale degli armeni in epoca moderna è stata in primo luogo Venezia. Quindi c'è una grande importanza di questa città per la cultura e la storia armena, ma c'è anche all'incontrario un contributo importante che gli armeni, come i greci, come gli ebrei, hanno dato alla città di Venezia. È chiaro che Venezia ha una tale ricchezza che può anche non prestare attenzione a queste comunità, ma essere invece a conoscenza dell'esistenza e della ricchezza di queste comunità, secondo me rende ancora più grande e più suggestiva la storia di Venezia, capace di assorbire al proprio interno queste comunità, di farle entrare nella propria koiné, di integrarle armoniosamente e di essere per queste comunità anche il punto di partenza dal quale si diramavano prodotti culturali oltre che economici di grande importanza. Ci sarebbero moltissime altre cose da dire, ma il tempo a mia disposizione è terminato. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie davvero moltissimo, professor Ferrari, per questa bellissima esposizione che veramente ci ha illuminato su molti aspetti che appunto tutti noi penso abbiamo imparato molte cose qui oggi pomeriggio. Direi che le sue ultime parole sono particolarmente convincenti e dovrebbero essere proprio prese come modello per un comportamento futuro. Se c'è qualcuno che desidera porre qualche domanda al professore, penso che possiamo farlo ora. Pare di no. Vabbè, allora. Se non ci sono domande, procediamo con i nostri interventi ed è la volta del professor Paolo Lucca, che è ricercatore per il settore scientifico disciplinare di ebraico presso il Dipartimento sempre di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea, che è stato un po', diciamo, il promotore di questo incontro. È titolare dell'insegnamento di lingua ebraica, ma ha ottime competenze anche in altri ambiti delle lingue orientali, proprio in particolare con l'armeno. È un attento esegeta soprattutto di testi biblici, originali, versioni antiche, tradizioni.
ha curato anche un volume dedicato alla filosofia ebraica ed è alla comunità ebraica di Venezia, così importante e così ricca di storie e di personaggi, che si rivolge il suo intervento. Non cito la prima parte, che non voglio storpiare la lingua veneziana, credo che si riferisca allo Shabbat ad ogni buon conto. La prima frase del suo titolo: Venezia e il ghetto, gli ebrei. Lascio a lei dire il titolo per intero, che non voglio storpiare. Io comincio subito, posso? Prego. Comincio subito con una captatio benevolentia, quindi questo in realtà è un caso in cui il titolo sarà sicuramente più brillante dell'intervento, perché dunque non è allo Shabbat, ma è la festa di Shavuot, Shavuot, che è la festa delle capanne. Infatti non mi... Ma era soltanto per un omaggio alla venezianità, nemmeno io sono veneziano, sono foresto, quindi era solo un omaggio. Poi in realtà oggi ripercorreremo quali sono stati i motivi storico-culturali che hanno portato prima alla presenza degli ebrei a Venezia, poi alla fondazione del ghetto, e daremo qualche informazione su quella che era la composizione etnica, che tipo di presenza fosse quella ebraica veneziana, e quindi ulteriore delusione che si va ad aggiungere a quindi alla mancanza di una disquisizione sul dialetto, sulla lingua giudeo-veneziana. Non mi permetto di storpiare il dialetto veneziano. E che insomma ci accorgeremo che sì, stiamo parlando di Venezia orientale, ma la parte poi veramente orientale degli ebrei veneziani è minima, o perlomeno non è immediata, e i primi insediamenti non avevano nulla a che fare con l'Oriente come lo intendiamo oggi. Dunque partiamo a Bovo. Quegli elementi che poi porteranno alla fondazione del ghetto di Venezia rispondono a quello che è un tratto culturale caratteristico di quella che era la società cristiana tardo medievale e rinascimentale, nella misura in cui segue le linee principali dello sviluppo urbanistico della città, in questo caso in Italia, a cui gruppi di stranieri che erano etnicamente o religiosamente omogenei e che spesso condividevano anche le attività lavorative che esercitavano, erano specializzati in un certo tipo di attività e mestieri, veniva assegnato uno spazio segregato nella città. Quindi, come poi altre minoranze, i turchi, gli albanesi, gli ebrei verranno, nel momento in cui si deciderà di tenerli a Venezia, posti ai margini della città, distanti dal centro, in una condizione di marginalità spaziale, per evitare o per limitare e comunque per regolamentare quelli che erano i contatti con il resto della popolazione, con la popolazione cristiana. Quindi le vicende della presenza ebraica a Venezia sono segnate dall'esigenza di combinare da una parte il divieto, dovuto a motivazioni sostanzialmente religiose, di concedere agli ebrei la residenza in città, una residenza stabile in città, e dall'altra la necessità di attività che per esempio non erano lecite per i cristiani, come la gestione del prestito su pegno, che era fondamentale sia per le casse dello Stato sia per assicurare un contributo economico a quelle che erano le classi più povere, quindi i poveri chiedevano prestito su pegno, e anche in parte l'esercizio commerciale, soprattutto poi vedremo per quanto riguarderà gli ebrei, questo sì, nel Levante. Quali sono quindi le ragioni per cui poi gli ebrei arrivano a stanziarsi definitivamente a Venezia? Allora, nel XV secolo le città-stato, gli stati italiani avevano modi diversi di regolare la presenza ebraica.
Normalmente agli ebrei era concesso di soggiornare soltanto temporaneamente nelle città, nei centri urbani. Avevano delle limitazioni riguardo la proprietà e le occupazioni che potevano svolgere, e poi vedremo dovevano anche indossare poi dei segni distintivi per distinguersi dalla popolazione cristiana. Questo quindi è una condizione che non riguarda poi solo Venezia, ma è quello che troviamo normalmente in Italia e anche poi nell'Europa cristiana. La presenza ebraica a Venezia data, almeno la prima testimonianza che abbiamo, data il X secolo. Il numero probabilmente era all'epoca molto contenuto e il primo riferimento lo si può rintracciare in un decreto di metà Novecento, 960, che proibisce ai marinai veneziani di trasportare passeggeri ebrei. Non abbiamo molte notizie poi in questo periodo, sappiamo però che intorno alla fine del XIII secolo gli ebrei presenti in città vengono espulsi e sono costretti a reinsediarsi a Mestre. Anche in questo caso il numero probabilmente è contenuto, perché a metà del XIII secolo la Serenissima proibisce il prestito a usura, che era uno dei pochi mestieri che gli ebrei potevano esercitare, quindi non è probabile che la presenza fosse numerosa non potendo esercitare il prestito. Le cose cominciano a cambiare nel corso del XIV secolo, verso la fine del XIV secolo. Venezia è in guerra con Genova e ha bisogno di credito, la Serenissima ha bisogno di soldi per finanziarsi. Nel 1382 quindi è la data di una condotta in cui si invitano prestatori in città. I primi ebrei che arrivano, di quali almeno abbiamo notizia, sono 3 ebrei ashkenaziti, quindi in questo senso l'Oriente c'entra poco. Vengono da Norimberga, un certo Simone, un certo Giacomo, Giacobbe e un certo Salomone. Con loro arriva evidentemente poi una piccola comunità che riceve il permesso di risiedere in città e di esercitare il prestito a usura. Pochi anni dopo, nel 1386, è la concessione di un appezzamento di terra al Lido. Sarà l'appezzamento di terra su cui poi sorgerà il cimitero ebraico. La prima sepoltura è di pochi anni dopo, del 1389. Anche in questo caso ci conferma qual era la componente etnica del gruppo. La lapide, la tomba di un certo Shamuel ben Shimshon, la lapide è scritta in quello che è un tipo di scrittura squisitamente ashkenazita. Già dopo un anno viene concesso il permesso di innalzare un muro, un recinto, per evitare profanazioni delle tombe. Evidentemente subivano vandalismo da parte della popolazione cristiana. Questa condotta del 1382 scade nel 1397, non viene rinnovata e nuovamente gli ebrei vengono espulsi dalla città e tornano, ma almeno alcuni, a Mestre, dove fanno quello che normalmente facevano gli ebrei. Appunto, abbiamo detto prima che le città cercavano in vari modi di regolare, e uno di questi modi era impedire una residenza stabile nei centri urbani. Quindi gli ebrei vanno a Mestre e a Venezia potevano starci solo per periodi molto limitati di tempo, in genere al massimo 2 settimane, 14 giorni, dopodiché dovevano tornare da dove venivano e restare per circa 3-4 mesi. Questo periodo di allontanamento poi verrà prolungato fino a un anno, a fine 400, quindi facevano avanti e indietro da Mestre, come tanti fanno oggi, però con i tempi un pochino più dilatati. Anche qui non c'è nulla di nuovo in quello che succede a Venezia, perché questo trattamento era quello tipicamente riservato agli ebrei, diciamo, in Italia e in Europa. I cristiani avevano bisogno dei servizi economici finanziari che fornivano gli ebrei, ma allo stesso tempo non volevano che gli ebrei si insediassero in modo permanente in mezzo a loro. Questo dipendeva
in buona sostanza anche da quello che era stato deciso qualche secolo prima, a questo punto, nel 1215, nel Concilio Laterano IV. Il canone 68 del Concilio Laterano IV decretava che ebrei e musulmani dovessero indossare abiti che li distinguessero dalla popolazione cristiana e quindi poneva le basi per questa separazione. Non dovevano esserci contatti tra ebrei e cristiani, in particolare non dovevano esserci contatti fisici, bisognava evitare che i cristiani e gli ebrei si unissero e la popolazione potesse mescolarsi e potessero nascere dei figli che avessero dei genitori non cristiani. Per poter distinguere gli ebrei e in parte anche i musulmani vengono introdotte dei segni distintivi, appunto anche gli ebrei mestrini, quindi poi dovevano indossare la cosiddetta rota, cioè quel cerchio di stoffa di colore giallo che serviva appunto a distinguere ebrei e musulmani dalla popolazione cristiana e che poi gli ebrei avrebbero chiamato in giudeo-italiano shimano, dall'ebraico siman, che significa appunto segno. Anche questa era una vista comune all'epoca per chi guardasse, per i cristiani che guardavano agli ebrei, se pensiamo che la raffigurazione di Amminadab, il principe dei Leviti, che Michelangelo dipinge in Sistina, è raffigurato appunto con il cerchio giallo degli ebrei. Più tardi, verso la fine del 400, questa rota viene sostituita con un cappello, un copricapo, ugualmente di colore giallo, in forma tronco di cono. Dunque ci avviciniamo a quella che è poi la data di fondazione del ghetto e sono due poi gli avvenimenti che fanno precipitare la situazione. Abbiamo visto fino a questo punto la presenza ebraica a Venezia è intermittente, con condotte che vengono prima concesse e poi revocate, ma nel primo decennio del XVI secolo la guerra che viene combattuta a seguito della formazione della Lega di Cambrai, in cui il Sacro Romano Impero, Francia e Spagna si alleano per contenere l'espansionismo veneziano. Poi alla guerra contro Venezia si aggiunge anche Ferrara e il papato. Ecco, Giulio II per esempio non sarebbe stato d'accordo con quello che diceva Sanudo, perché proprio di questi anni in questi anni si dice che abbia detto che avrebbe riportato i veneziani a essere quella popolazione di poveri pescatori che erano originariamente, quindi evidentemente lui non credeva nelle origini nobili dei veneziani. Quindi dell'anno successivo alla formazione della Lega di Cambrai sono due pesanti sconfitte patite dai veneziani, ad Agnadello e a Polesella, e Venezia perde moltissimi territori, non soltanto nelle parti più occidentali del suo territorio, ma anche città come Verona, Vicenza, Padova, quindi per territori molto vicini a Venezia. Molti abitanti della terraferma fuggono verso Venezia, inclusi molti prestatori ebrei, che possono fuggire a Venezia perché di qualche anno prima era una condotta che autorizzava gli ebrei in città in caso di emergenza, e tra questi casi di emergenza era prevista anche la guerra. Quindi scoppia la guerra, molti fuggono a Venezia e tornano anche gli ebrei. Quando però passa l'immediato pericolo ci si pone il problema: cosa fare degli ebrei che sono arrivati a Venezia? Anche perché nel frattempo le tensioni fra questi ebrei che avevano cercato rifugio a Venezia e i cristiani e la popolazione cristiana erano cresciute, alimentate in parte da accuse di collaborazionismo con i tedeschi. Questi ebrei di cui stiamo parlando erano sostanzialmente di origine ashkenazita, c'era una grossa parte, diciamo, di ebrei di tradizione ashkenazita su cui si era innestata in parte minore
esponenti dell'ebraismo di tradizione italiana. Quindi gli ebrei, essendo per la maggior parte appartenenti alla tradizione ashkenazita in questo periodo, venivano accusati di aver appoggiato i tedeschi che avevano saccheggiato il territorio e l'entroterra, venivano accusati di aver profanato chiese, urinando sui tabernacoli per profanare l'ostia, e poi quelle che ormai erano diventate tradizionali accuse di omicidio rituale. Quindi questo clima e una serie poi di sconfitte patite da Venezia, abbiamo già visto quelle di Agnadello, di Polesella, poi Venezia sarà sconfitta ancora a Brescia, poi dagli francesi e poi in seguito ancora dagli spagnoli, alimentano la necessità di trovare il proverbiale capro espiatorio. In parte queste sconfitte vengono rilette come un'azione della provvidenza, quindi i veneziani riconoscono di essere parzialmente responsabili non da un punto di vista militare ma in una prospettiva morale, per cui la sconfitta è stata accusata della promiscuità sessuale, dall'ostentazione nel vestire, dall'omosessualità, ma anche dalla presenza degli ebrei in città, che vivevano appunto in città e vivendo in città davano il cattivo esempio ai cristiani. Il cattivo esempio essendo semplicemente mostrandosi come ebrei, poi in questo tipo di ragionamento. Sanudo appunto scrive degli ebrei che sono ovunque, fanno quello che vogliono e nessuno dice loro nulla perché abbiamo bisogno dei loro soldi. È quindi del 1515 la proposta di confinarli alla Giudecca, dove forse, ma in realtà non è detto, era esistito almeno un insediamento. I capi della comunità ebraica fanno però appello perché in Giudecca in quel momento alloggiano soprattutto dei mercenari e si sentono minacciati, temono ritorsioni. L'appello viene accolto perché nel frattempo muore Luigi XII, Venezia ha speranza di riconquistare i territori perduti e quindi ha speranza magari di poter di nuovo espellere gli ebrei dalla città. Poi di nuovo la situazione precipita l'anno dopo e siamo nel 1516 e un membro del Consiglio dei 10, Zaccaria Dolfin, propone il trasferimento coatto degli ebrei residenti in città. Perdonate il mio veneziano, ma scrive: gli giudei bisogna mandarli tutti a stare in Getto Novo, che è come un castello, cioè una fortezza, et far ponti levatori et serar di muro. Allora, il Getto Novo. Cos'è il Getto Novo? Il Getto era una fonderia del governo, Novo perché era lo spazio in cui si gettavano i residui degli scarti di lavorazione di quella che era la fonderia che esisteva prima, la vecchia fonderia, quella che poi sarà il ghetto vecchio. Il territorio prima era di proprietà del governo, poi era stato ceduto, quindi il problema ora era trovare l'accordo con i proprietari degli stabili che si trovavano in Ghetto Novo, dove nel frattempo questi stabili erano stati affittati prima a pescatori e poi ad artigiani, in particolare a tessitori. Il 29 marzo 1516 la segregazione viene decretata, si trova l'accordo con i proprietari, l'accordo si trova anche perché gli ebrei che non possono essere proprietari di beni immobili andranno in ghetto costretti a pagare l'affitto ai proprietari delle case, affitto che dovranno pagare maggiorato di 1/3 rispetto a quello che era l'affitto pagato dai locatari precedenti. Si stabilisce che i due ingressi al ghetto vengano chiusi dal tramonto all'alba, si piazzano delle guardie per controllare che il divieto di accesso nelle ore in cui il ghetto è chiuso venga rispettato, guardie che dovranno essere pagate dai residenti ebrei, e i lati del ghetto che occupa l'isola che oggi è quella del Ghetto Novo sono chiusi, quindi non si ha accesso all'esterno se non attraverso i due ingressi principali.
Ecco, quindi con Venezia poi, non che non esistessero prima forme prima di autosegregazione, se vogliamo, e poi di segregazione coatta degli ebrei, ma diciamo che con Venezia, quindi, che in realtà non fa nulla di nuovo decidendo di mettere gli ebrei tutti in un posto solo, però la novità è quella del successo del termine, quindi ghetto poi passa a indicare proprio il nome del quartiere in cui vengono rinchiusi gli ebrei, anche nelle altre città italiane che piano piano cominceranno ad adottare la stessa soluzione. Dunque, a partire da Roma nel 1555, poi diverse altre città italiane, ma è sintomatico che già nel 1562, quindi meno di 50 anni dopo, Papa Pio IV, parlando del quartiere ebraico, della zona in cui devono risiedere forzatamente gli ebrei, parli in una bolla in latino di Gectum, quindi già quel termine è passato a designare il quartiere ebraico. E anche poi, andando a guardare nei dizionari del veneziano, qui siamo già più tardi, se andiamo a guardare i dizionari ottocenteschi, non c'è più corrispondenza tra getto e ghetto. Quindi getto viene giustamente spiegato come fonderia, e ghetto invece viene dato come parola ebraica ad indicare il quartiere ebraico. Ecco, questa è una questione interessante, perché in ebraico esiste una parola che in effetti ha un'assonanza con ghetto, ed è get, che significa divorzio. Quindi può essere che sia stato il termine getto, e anche qui non sappiamo se fosse questa la pronuncia, ci sono alcuni che sostengono che probabilmente nel veneziano dell'epoca le palatali fossero realizzate come velari e quindi già i veneziani dicessero ghetto e non getto. Altri dicono che la pronuncia dura dipenda dal fatto che appunto i primi residenti fossero ebrei ashkenaziti e quindi riproducessero la G al posto della G. Comunque, al di là di questo, è probabile che gli ebrei abbiano, diciamo, risemantizzato quello che quella parola che inizialmente indicava la funzione del luogo, la vecchia funzione del luogo, quindi quella di una fonderia, attribuendole il significato che in ebraico aveva quella parola simile, get, cioè divorzio, quindi a indicare quella condizione di separazione in cui vivevano rispetto alla comunità cristiana. Questo lo sappiamo perché in documenti ebraici a partire dal 600 diventa la spiegazione che gli ebrei danno a se stessi della parola, quindi ghetto è per loro, deriva per loro da get, divorzio, quindi così è come se lo spiegano. Anche se le testimonianze ebraiche precedenti sembrano distinguere tra i due termini, e anche il modo in cui il termine viene scritto indica che perlomeno nel XVI secolo gli ebrei avevano bene in mente che le due parole avevano significati distinti. Però diciamo che questa affinità fonetica può aver giocato un ruolo importante con la sovrapposizione di un significato che era a questo punto più consono a quello che era il loro nuovo status, appunto quello di separati. Dunque nel 1516 viene fondato il ghetto, abbiamo detto, con accessi, ingressi e uscite controllati, e anche se negli anni immediatamente successivi si discute poi se rinnovare la condotta o se tornare a espellere gli ebrei da Venezia, diciamo che rimane poi come fondazione, come istituzione, perché negli anni immediatamente successivi si viene a creare una nuova necessità economica da parte del governo, bisogna colmare il deficit dell'arsenale. Quindi agli ebrei viene chiesto se vogliono restare e pagare la tassa per finanziare l'arsenale oppure andarsene, e gli ebrei scelgono di restare.
del 1541 è un cambiamento demografico importante. Abbiamo detto che fino a questo punto gli ebrei presenti al ghetto sono di tradizione soprattutto ashkenazita e in parte italiana. Nel 1541 viene concessa invece una condotta agli ebrei levantini. Quindi assistiamo in questo periodo a una divisione dei ruoli. Gli ashkenaziti continuano a esercitare l'attività di prestatori, a usura prima e poi dovranno passare al prestito su pegno. I levantini invece potranno esercitare l'attività mercantile. Ai levantini poi si aggiungeranno negli anni successivi, alla fine del 500 otterranno anche loro una condotta per esercitare il commercio, gli ebrei ponentini. Allora, quando parliamo di levantini e ponentini parliamo di ebrei di tradizione invece sefardita. Nel 1492 gli ebrei vengono cacciati dalla Spagna, poi negli anni successivi abbiamo altre espulsioni, nel 93 dalla Sicilia, nel 97 dal Portogallo. Molti di questi ebrei trovano rifugio, vengono accolti a braccia aperte dal sultano, quindi molti di questi ebrei finiscono in Turchia, molti anche arriveranno in Italia e quindi questi ebrei levantini rappresentano quegli ebrei spagnoli che erano fuggiti, avevano cercato rifugio in Turchia e ora ritornano a Venezia. Quindi questi sono i levantini. I ponentini invece sono quegli ebrei spagnoli che si erano convertiti al cristianesimo e poi, una volta fuggiti in Italia, molto spesso tornano alla fede dei padri, degli antenati. Quindi i levantini vengono da est e i ponentini da ovest, ma appartengono, diciamo, alla stessa grande tradizione, che è quella sefardita che si contrappone all'altro grande ramo della tradizione ebraica europea, che è quella ashkenazita. Arrivano in gran numero e hanno lingua, usanze, tradizioni diverse. Presto si lamentano di non avere spazio a sufficienza e quindi ottengono di potersi stabilire in una nuova area, nel ghetto vecchio. Quindi abbiamo questo problema, diciamo, nell'onomastica, per cui il primo ghetto a essere stato fondato è il ghetto Novo e il secondo è stato il ghetto vecchio. Quindi questo dovrebbe, prova provata che il termine non nasce con gli ebrei, ma era qualcosa che esisteva già prima, altrimenti non si spiegherebbe questa cosa. Acquistano inizialmente 20 case, ma insomma la comunità si sviluppa rapidamente e diventa sempre più ricca, anche perché in quel periodo il commercio comincia a diventare un'attività molto più redditizia nella comunità rispetto al prestito. Dicevo prima prestito a usura, e però gli interessi che gli ebrei dovevano chiedere erano stati ridotti dalla Serenissima, quindi se prima potevano chiedere il 20% di interesse, poi ne dovranno chiedere il 15% e poi saranno ulteriormente ridotti, dopodiché non potranno più prestare interesse ma dovranno prestare su pegno, quindi il commercio diventa un'attività più redditizia rispetto a quella del prestito a usura. Inizialmente i rapporti tra le due comunità non sono idilliaci, vivono in zone contigue ma separate, appunto ghetto vecchio e ghetto nuovo, e hanno funzioni economiche diverse, quindi vacilla la superiorità economica dei tedeschi, come erano chiamati, alla faccia della Venezia orientale, e si assiste a un'inversione di tendenza, quindi la comunità levantina si arricchisce, si impoverisce quella ashkenazita e questo in un certo modo poi facilita l'osmosi tra le due comunità. Una comunità che nel frattempo cresce. Abbiamo detto che inizialmente la presenza non era così nutrita, ma già alla fine del Cinquecento, quando poi arriveranno anche gli ebrei ponentini, parliamo di 1600 ebrei nel ghetto, che soltanto una
una sessantina d'anni dopo saranno già 4.800, con l'arrivo anche nel 1633 di ebrei in fuga dall'Europa orientale, che andranno a stabilirsi in quello che poi verrà chiamato ghetto novissimo, quindi in questo caso abbiamo una perfetta corrispondenza tra nome e luogo. E in questo periodo gli ebrei contano per circa il 3% della popolazione veneziana, quindi anche qui comunque non parliamo di grandi numeri, e più o meno corrisponde a quello che diceva la professoressa Carpinato sul numero poi dei greci, se non ho sentito male. In questo periodo Venezia aveva tra i 100 e i 120.000 abitanti probabilmente. Un numero ridotto, una percentuale ridotta rispetto alla popolazione veneziana, ma una densità da 2 a 4 volte maggiore densità abitativa rispetto al resto della città. E in questo senso è ironico come avvenga, diciamo, il contrario di quanto del risultato cercato con la prima risoluzione per la fondazione del ghetto, cioè rendere gli ebrei invisibili, sottrarli alla vista dei cristiani. In realtà il ghetto diventa uno dei quartieri poi più riconoscibili e visibili di Venezia, proprio perché, non potendo espandersi al di fuori dei confini delimitati, gli ebrei, delle volte con l'autorizzazione, delle volte senza autorizzazione dei proprietari, cominciano a costruire in altezza. Quindi si aggiungono piani, modificando lo skyline, diciamo, della città, quindi il profilo del ghetto che spicca invece su quello normalmente più basso dei palazzi e delle case veneziane. Dicevamo quindi 2 componenti principali, ashkenazita italiana e sefardita, e 2 differenze anche culturali. Se la tradizione tedesca aveva come istituzione culturale principale quello della yeshiva, quello della scuola rabbinica o talmudica, nel momento in cui gli ebrei si stanziano a Venezia, questa tradizione comincia a fondersi prima, organicamente, con quella che invece è la traduzione più teologico-filosofeggiante italiana, che apporta un elemento di apertura al mondo esterno, che appunto è meno percepibile in quella che è la tradizione ashkenazita pura, se vogliamo, una fusione tra quello che era il rigorismo rituale della tradizione ashkenazita e, se vogliamo, invece un approccio più umanista della comunità italiana. Il 41, abbiamo detto, è critico in una prospettiva demografica ed economica, ma è critico anche in senso culturale. Il massiccio arrivo dei levantini permette l'innestarsi su questa tradizione che già era ibrida, l'innestarsi di idee provenienti, riconducibili a quella che era la tradizione kabbalistica, che non nasce in quel periodo ovviamente, ma che in quel periodo conosce una diffusione importante, passando da argomento per pochi, per iniziati, quindi passando da quella che era una Kabbalah filosofica o più teorica, invece conoscendo una diffusione molto ampia anche tra le classi meno colte, come Kabbalah pratica o devozionale. Quindi queste idee marginali diventano centrali nella corrente culturale ebraica e hanno un'importanza anche in quello che poi sarà la storia culturale del ghetto. Se infatti nel XVI secolo, anche se era inteso come zona di residenza coatta ed era nato per relegare ai margini la componente ebraica, il ghetto era in realtà tutt'altro che chiuso, le mura erano tutt'altro che impermeabili, e in particolare, anzi, e non sempre con intenti poetici sul terreno del dialogo religioso,
Abbiamo per esempio cristiani che andavano ad ascoltare le prediche di famosi rabbini nel ghetto, anche se questo era proibito formalmente, e viceversa contatti intellettuali tra ebrei e cristiani in cui giocava un ruolo fondamentale la conoscenza della lingua ebraica. Tutta la tradizione degli umanisti cristiani, per esempio, degli ebraisti cristiani in Italia e poi in Europa. E dunque apro una piccola parentesi minima su questa parte per darvi solo 2 nomi di personaggi che sono testimoni di questa apertura appunto del ghetto a doppio senso. Leon Modena, che era appunto uno di quei rabbini che i cristiani andavano ad ascoltare nel ghetto, uno studioso di lingua e di tradizioni ebraiche, autore di un'autobiografia, con una vita in alcuni momenti sregolata, autore anche di un trattato sul gioco d'azzardo, dove lui stesso aveva perso parte delle sue fortune, fondatore di un'accademia musicale nel ghetto, per esempio, e Sara Copio Sullam, quindi siamo in entrambi i casi nella prima metà del Seicento, un intellettuale, una filosofa, una poetessa, che anche questa è l'immagine di questa ibridità. Sullam aveva un salotto filosofico letterario, intratteneva rapporti epistolari con diversi cristiani e sì, è immagine di questa ibridità nel senso che in alcune lettere che si scambia con cristiani, questi cristiani con cui dialoga sono convinti che lei presto si convertirà al cristianesimo. Altri cristiani con cui dialoga, in particolare alcuni veneziani che frequentavano il suo salotto, invece l'accusano di non credere all'immortalità dell'anima e quindi l'accusano sostanzialmente di eresia, cosa per cui lei pubblicherà un pamphlet per discolparsi. E quindi sì, è un'ebrea che è talmente aperta che per alcuni potrebbe essere pronta a convertirsi, ma rimane anche ebrea, quindi per altri è passibile di essere accusata di non essere abbastanza, giustamente, cristiana. Quindi questi però sono, diciamo, due figure che esemplificano bene questa apertura che vediamo occorrere nella prima parte della storia del ghetto, ma che già in un certo senso sono anacronistiche rispetto al periodo in cui vivono, perché già in questo periodo, in seguito all'arrivo di questa ondata corposa di levantini, segue un ripiegamento della popolazione del ghetto su se stesso. Nella seconda metà del Seicento, e mi avvio a concludere, il ghetto viene descritto da Shemuel Abroab come una nuova Gerusalemme. Anche qui, se vogliamo, possiamo pensare a quello che diceva Bessarione su Venezia come nuova Bisanzio, e in fondo è anche normale rileggere la propria esperienza in base a quella che è la propria storia. A me piace ogni tanto citare il poeta Delio Tessa, che racconta di come un signore milanese tornato da una visita a Venezia, alla domanda "ma com'era Venezia?" risponde "le tutanavigli", quindi noi siamo sempre abituati a leggere l'altro secondo i paradigmi che già conosciamo, però appunto è sintomatico il fatto che Venezia venga descritta come Gerusalemme come città fortificata, appunto. Quello che era nato per proteggere i cristiani dai pericolosi contatti con gli ebrei diventa un modo per favorire l'osservanza della legge e per proteggere gli ebrei dalla vita secolare. È un'interpretazione, diciamo, simbolico-religiosa della propria condizione di reclusi, quella marginalità spaziale di cui abbiamo accennato all'inizio, che da negativa si fa quindi positiva. Ecco, per concludere, dunque, la storia del ghetto si gioca
su questa tensione. Quindi tra questo movimento, almeno nella parte iniziale, centrifugo, se vogliamo, di apertura, e invece un ripiegamento successivo, una forza invece centripeta a partire già dalla fine del XVI secolo, poi soprattutto dal XVII secolo, in cui la differenza che era l'origine della reclusione viene reinterpretata in chiave, dicevo, positiva, e si esplica nelle forme proprie del vivere ebraico, quindi le norme di prassi quotidiana, le forme, i tempi della vita religiosa, l'istruzione, gli usi sociali, le forme stesse di autoregolamentazione della comunità, andando a creare quella che a tutti gli effetti potremmo definire una città nella città, o come qualcun altro ha detto in modo molto più elegante, una repubblica nella repubblica. Grazie. Grazie. Grazie professor Lucca per questa bella presentazione di uno dei luoghi più significativi di questa città, che tutti noi poi abbiamo frequentato. Io devo dire personalmente ci ho anche abitato per un certo periodo e quindi mi è particolarmente caro, diciamo. Se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, prego. Il microfono, per favore. Sì. Possiamo avere un microfono? Ah, grazie. Il signore. Grazie. Grazie. Non so se ho capito bene le date o se ho fatto confusione, di questo chiedo scusa subito. Mi sembra di aver colto che la prima, virgolettato, ghettizzazione degli ebrei sia avvenuta spostandoli in Giudecca nel 1515. No, era una proposta. Ah, ecco. C'era stata la proposta. Allora la domanda prende un'altra forma. Come si inquadra il nome Giudecca, la transizione di Giudecca da Spinalonga? Non le so rispondere. È messa in dubbio anche una presenza ebraica precedente. Allora, diciamo che nella storiografia sugli ebrei veneziani c'è stato un periodo in cui si diceva che la Giudecca aveva avuto un insediamento ebraico, però nei secoli precedenti, ma in realtà non tutti sono d'accordo nemmeno su questa notizia, quindi non saprei dirle questa Giudecca da cosa derivi. Perché fino a un certo punto era sempre Spinalonga, e poi è diventata Giudecca. Però nel momento in cui si fa la proposta si chiamava già Giudecca e gli ebrei non ci vogliono andare perché temevano, insomma l'isola era popolata da mercenari, dicevo, e quindi temevano ritorsioni o comunque. Altre domande? Questo mistero della Giudecca è rimasto un mistero, devo dire. Io in questo momento abito la Giudecca e mi sono sempre chiesto, però nessuno mi ha saputo rispondere, quindi evidentemente ancora non abbiamo nessun elemento. Va bene, c'è un'altra domanda? No, mi chiedevo come mai questa esigenza di segregazione, di separazione che ha portato poi alla formazione del ghetto si sia creata solo nei confronti degli ebrei e non nei confronti dei musulmani, ad esempio, che diceva all'inizio comunque non si poteva avere contatti con i musulmani. Perché c'è da tener conto che la presenza degli ebrei era comunque una presenza stabile, diversamente da quella dei musulmani che invece era più intermittente. A Venezia c'erano musulmani, ma adesso io i numeri non glieli so dire, ma evidentemente come diceva prima il professor Aldo Ferrari per gli armeni, che pure erano cristiani, inizialmente si parlava di numeri contenuti ed erano individui che spesso
si fermavano in città per il tempo necessario per svolgere le attività commerciali che dovevano svolgere. Quella degli ebrei era una presenza costante nella vita dei cristiani. Sì, poi forse c'è una maggiore, diciamo, consistenza dal punto di vista dei rapporti diplomatici comunque tra l'impero ottomano e la Repubblica. Non a caso c'è il Fondego dei Turchi, che è sì, una struttura, diciamo, riconosciuta nell'ambito della città come sede commerciale, quindi è un rapporto diverso. Sì, beh, poi insomma, è vero che parliamo di segregazione, ma per esempio gli ebrei hanno il diritto, diversamente dai musulmani e poi anche dai tedeschi protestanti, di avere un luogo di culto pubblico. Agli ebrei sarà concesso avere delle sinagoghe, cosa che non sarà mai concessa ai musulmani e ai protestanti a Venezia, almeno in questo periodo. Altre domande? Se non ci sono altre domande, possiamo passare all'ultimo intervento, che è di natura diversa, ma che si collega comunque al discorso che avevamo fatto inizialmente, legato appunto alla terza missione dell'università, al rapporto che si determina con la cittadinanza, con la partecipazione della cittadinanza a queste realtà, con il rapporto naturalmente della città con chi la visita. Stefano Croce è un nostro socio, architetto e presidente dell'Associazione Guide Turistiche di Venezia, è un uomo di cultura fortemente impegnato nel sostenere un turismo equilibrato, in un rapporto sano tra la storia, la cultura, l'ambiente e una prospettiva economica. La presenza permanente di comunità diverse ha fatto di Venezia certamente una delle città il cui mondo è rappresentato in mille maniere diverse, anche nei luoghi, e la conoscenza di questi luoghi è certamente un elemento di grande interesse anche dal punto di vista di un turista colto. Raccontare questa città in tutti questi suoi risvolti è certamente un compito non facile, che richiede, oltre a una solida formazione, anche una consapevolezza del ruolo che il turismo può assumere per la vita della nostra città. Come chi racconta Venezia, situazione legislativa e sostenibilità turistica è il titolo dell'intervento dell'architetto Croce. A lei la parola. La ringrazio della presentazione, buonasera a tutti, ormai è sera. Ringrazio naturalmente l'Ateneo Veneto che ci accoglie, ma soprattutto la professoressa Carpinato che mi ha invitato, nonostante il mio intervento sia di natura un po' diversa, come ha segnalato, da quello di chi mi ha preceduto. Riguardo la Giudecca mi permetto una piccola cosa, visto che forse non è così noto, ma c'è anche la possibilità che derivi dal fatto che i banditi, cioè coloro che erano banditi che potevano tornare a Venezia, venivano accolti alla Giudecca, quindi erano zudegai, pregiudicati. E quindi è possibile, non c'è certezza, che sia questa una delle fonti della parola Giudecca. È una possibilità, visto che non dovrebbe derivare dai giudei. Allora, chi racconta Venezia? Io ho cercato di strutturare il mio intervento in due parti. Cioè effettivamente la situazione legislativa, cioè chi veramente è per le calli, che racconta Venezia, chi ne ha diritto, quali sono le forme, che cosa anche dice qualche volta, e poi la questione della sostenibilità turistica. Le due cose sono legate parzialmente e in qualche modo vedremo dei punti di contatto. Dunque, il tema di chi racconta Venezia, di chi accoglie il visitatore, è quello di avere un racconto di qualità, di veridicità, cioè dire delle cose corrette, ne sentiamo tante a Venezia, e di sostenibilità della visita. La qualità naturalmente in relazione di chi racconta,
di chi ha una cultura sufficiente, una certificazione rispetto a quello che racconta perché ha sostenuto un esame su quello che racconta. E quindi questa è una garanzia per l'ascoltatore, che si trova di fronte una persona che sa essere la persona che gli racconta quello che vuole sentirsi raccontare. E fino al 2013 chi raccontava Venezia erano le guide turistiche di Venezia. Adesso non è soltanto così. Le guide turistiche di Venezia, con poi anche alcune eccezioni che erano ammesse, cioè associazioni senza scopo di lucro che potevano raccontarlo ai propri iscritti in forma occasionale, e poi anche gli insegnanti ai loro alunni, fino al 2013. Dal 2013 abbiamo una legge nazionale, la quale legge dice che tutti coloro che sono abilitati come guide turistiche in Italia possono esercitare il loro ruolo di guida turistica in tutto il territorio nazionale. Siccome però gli esami sono sempre stati o regionali o provinciali, cioè l'esame si svolge su Venezia, io ho fatto un esame su Venezia, io potrei non conoscere Roma, la posso conoscere per interesse mio personale, però potrei non conoscere Roma, potrei non conoscere Siracusa, ma io posso, secondo la legge, spiegare Roma, spiegare Siracusa. Questa legge quindi ci ha reso tutti molto più colti. Noi sappiamo tutto. È interessante saperlo per legge, no? Bene, questa legge però quindi non permette soltanto a tutte le guide d'Italia di raccontare qualunque luogo d'Italia, ma permette anche alle guide dell'Unione Europea di raccontare l'Italia. Se sono abilitate nel nostro paese, addirittura ci sono stati in cui questa non è una professione, in Germania non è una professione, la guida turistica non esiste, quindi un tedesco può raccontare l'Italia perché gli è permesso dalla nostra legge. Ci sono delle formalità burocratiche da espletare, però di fatto lo può fare. Questa legge però non è stata mai completata, cioè di fatto non spiega tutto. Dice quello che vi ho raccontato, ma non dice come verranno fatti i nuovi esami per una guida tuttologa. Non dice come viene fatto il nuovo esame, quali sono le competenze, chi fa l'esame, eccetera. Cioè, di fatto è una legge monca. E a causa di ciò, alcune regioni hanno detto che prima facevano gli esami, dicono io non mi sento di applicare una legge del genere. Alcune province nemmeno, per cui nel Veneto, dal 2013, anno in cui viene promulgata questa legge, non ci sono più esami per guide turistiche venete, cioè veneziane, veronesi, eccetera, perché per noi è locale. E quindi alcune regioni si sono fermate, altre regioni no. Voi sapete che il turismo è di competenza regionale, anche se le professioni sarebbero di competenza statale. Di fatto alcune regioni si sono fermate, altre no, e altre hanno continuato a fare esami locali che però producevano delle guide nazionali, cioè guide nazionali non nel senso che lo sono effettivamente, ma nel senso che studiando una certa cosa alla fine potevano fare tutto. E questo ha creato una situazione paradossale per cui non potendo io, volendo fare io la guida a Venezia, ma non la posso fare perché non c'è un esame da 9 anni, non c'è un esame. Voi fate mutatis mutandi, se non ci fosse la possibilità di non si sapesse come si può diventare avvocati, o come si diventa ingegneri, o come si diventa medici, sono professioni. Per la guida turistica non c'è una legge che dice come si diventa guida turistiche, dal 2013, da 9 anni. E quindi la situazione paradossale ha fatto sì che chi vuole diventare guida turistica a Venezia, o a Vicenza, o in tanti luoghi, poteva soltanto andare dalle regioni in cui si facevano gli esami locali loro, e studiando l'Emilia Romagna io posso spiegare poi Siracusa, Venezia, Pompei, eccetera. Cioè, è una situazione che ha messo coloro che erano in queste condizioni di voler fare la guida a Venezia di non avere la possibilità di diventarlo, e quindi a gioco forza hanno dovuto passare con una sorta di escamotage, però non potevano fare altrimenti. E quindi torniamo alla domanda: chi spiega Venezia, chi racconta Venezia? A questo punto non sono solo le guide di Venezia,
ma sono anche le guide di altre località, altre regioni, altre province che legittimamente, secondo questa legge, spiegano Venezia. E poi ci sono anche un florilegio di altre, diciamo, personaggi, soggetti non sempre abilitati. Non necessariamente sono abusivi, il termine abusivo bisogna usarlo con molta attenzione, perché è permesso in qualche forma anche ad altri soggetti, vedremo adesso come, di appunto raccontare Venezia. Lo abbiamo detto per le associazioni senza scopo di lucro, per i loro associati, lo abbiamo detto per gli insegnanti, ma c'è dal 2017 un'altra legge molto interessante per quanto ci riguarda, la legge della riforma del terzo settore. Ora, tutti sappiamo che il terzo settore riguarda il volontariato. Bene, premetto che io non ce l'ho col volontariato assolutamente, ma si sfrutta qualche elemento di questa legge per fare quello che questa legge non permetterebbe. Scusate i troppi condizionali, ma è una sorta di escamotage anche questo, molto più grosso dal punto di vista legislativo, per fare quello che la legge non prevede. Cosa dice questa legge in alcuni articoli? Dice che è permesso a queste associazioni di volontariato di organizzare attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. Un altro articolo dice che possono finanziare le proprie attività di interesse generale con attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico. Mettiamo insieme queste due cose. Posso fare attività turistica, chiedo che mi vengano versati dei soldi, lo posso fare in modo organizzato e continuativo, e a questo punto, su questa base, la maggioranza di coloro che spiegano Venezia hanno riferimento a questi due articoli. E sono quelli che fanno dei tour normalmente piuttosto corposi da un punto di vista del numero delle persone e raccontano Venezia. Qualche volta hanno anche un titolo che in qualche modo hanno preso, però per lo più sono persone prive di titolo che però lo fanno in quanto fanno riferimento ad una organizzazione che si è dichiarata di volontariato. Ora, la legge non è stata così incompleta da non aver probabilmente previsto questo, perché la legge dice che è vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, eccetera, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori. Cioè, costoro non potrebbero essere pagati. Loro raccolgono fondi normalmente alla fine di una visita turistica che dura un paio d'ore, raccolgono in forma di mance, ma non dovrebbero trattenerli e dovrebbero darli all'associazione, lasciando una ricevuta a nome dell'associazione, e non dovrebbero, gli è vietato trattenere una lira di quello che raccolgono per legge. Qual è il problema grosso? Il problema grosso è che queste associazioni hanno sede in case private. Per un'indagine in una casa privata ci vuole un mandato del giudice. Quindi il vigile urbano non può intervenire perché costoro hanno una dichiarazione dell'associazione di volontariato che gli dice che loro stanno facendo un lavoro di volontariato. La Guardia di Finanza non può intervenire perché? Perché non può fare un'indagine a casa privata, e quindi avremmo bisogno di un giudice che permetta un mandato ogni volta che c'è una raccolta di fondi alla fine del tour. Non è facile, cioè ci vuole veramente qualcuno che abbia veramente voglia di affrontare l'argomento, quindi non è facile, è complesso, deve essere anche gestito tra giudice e Guardia di Finanza. Sta di fatto che abbiamo anche collaborato, la Guardia di Finanza per più di un anno fatto dei controlli e ha elevato, a chi ha elevato le multe? Credo che abbiano elevato 19 multe in un anno e mezzo di lavoro. A chi? Alle guide turistiche abilitate che non avevano il cartellino ben esposto. Cioè a noi, cioè a me che posso, mi hanno dato la multa perché il cartellino non si vedeva bene. Quindi veramente, cioè, in napoletano si dice una cosa un po' pesante, però insomma è veramente essere
diciamo, trattati non bene. Allora, questo è, diciamo, quello che ha generato questo problema, e su questa difficoltà, appunto, di gestire questa cosa, è quello noi dobbiamo sopportare costantemente noi, ma tutti i veneziani, ne raccontiamo tante di storie che sentiamo raccontate continuamente di falsità su Venezia, anzi, oltre alle falsità che sono ormai totalmente normali sentirle, anche ridicolizzazioni della nostra città, che questo fa ancora più male, e non possiamo dirgli niente. Adesso io ve ne racconto una perché è quella che mi ha colpito di più. San Marcuola. Chi era San Marcuola? È la moglie di San Marco, naturalmente. È carina questa. Ma questa è la punta dell'iceberg, ovviamente. Cioè, venendo qui ho trovato un gruppo che ha detto che il palazzo del Bovolo, il Contadini del Bovolo, Caccoli del Bovolo, si fa fatica a trovare perché loro dovevano nascondersi, era una famiglia che doveva nascondersi. Cioè, capite? E questo lo fanno in modo palese. Allora, questo è quello che avviene in città. Il tentativo, allora, nostro è stato quello di fare qualcosa. Ci siamo posti il problema. Un problema non tanto di fare qualcosa in questo campo, ci abbiamo provato con la Guardia di Finanza e con i vigili, ma abbiamo ottenuto molto, molto poco. Ma non per colpa loro, ovviamente, c'è questo inghippo legislativo che vi dicevo. Allora abbiamo provato un'altra cosa. Prima ancora del Covid, ora si parla di sostenibilità, che è una parola chiave che si mette un po' dappertutto, no? Sostenibilità e resilienza, le sentiamo ogni 5 parole, ce n'è una che più o meno è di questo campo. Prima ancora che ci fosse questa problematica, un po' questa moda, se vogliamo, ci siamo posti un problema del grandissimo numero di turisti, di visitatori che ha Venezia ogni anno, e la difficoltà che ha questa città di accettare questo, di convivere con questi numeri, che sono numeri importanti, che creano problemi alla popolazione. È tutto ciò sostenibile? No, probabilmente, ma dobbiamo capire cosa vuol dire sostenibile, perché dobbiamo usare le parole per quello che sono. Questa parola ormai alcuni non la usano più perché è talmente frusta che è nella qualunque pubblicità la vediamo la parola sostenibile adesso. Però se noi andiamo al significato delle parole, le parole hanno un significato, dobbiamo usarle per quello che sono, e vediamo cosa vuol dire sostenibilità, soprattutto in campo turistico. Allora, per fare questo io sono andato a cercare ciò che dice l'Organizzazione Mondiale del Turismo, che definisce sostenibili le attività turistiche quando non alterano l'ambiente sociale, naturale, artistico, e quando non ostacolano o inibiscono lo sviluppo di altre attività economiche. Quindi non in contrasto con la società, l'ambiente, l'arte e l'economia. L'UNESCO nel 2002 dice anche che è sostenibile uno sviluppo in cui ci sia equilibrio tra cultura, economia, identità locali e turismo, tutela ambientale e sviluppo. Allora, la parola chiave è l'equilibrio tra tutte queste varie voci che noi abbiamo visto. Un equilibrio tra turismo, ambiente, società, cultura, economia. Ce l'abbiamo a Venezia? Non vorrei rispondere io, però mi pare che sia sotto gli occhi di tutti che la situazione non è in equilibrio, o quantomeno non lo era fino al 2019, pre-Covid. Poi ci siamo trovati in questa bolla di deserto turistico e ci siamo resi conto. Però adesso stiamo tornando in quella direzione. Ci stiamo tornando velocemente in quella direzione. E quindi dovremmo andare in una direzione che preveda un equilibrio, se possibile. Ora, è chiaro che l'equilibrio con i numeri che avevamo pre-Covid era molto difficile, no? E quindi anche nei numeri sta nell'equilibrio, anche nella proporzione sta l'equilibrio. Però noi siamo guide, la nostra professione ci permette di fare solo alcune cose.
Certamente non possiamo dire che i numeri sono troppo alti, che noi vogliamo di meno, che dobbiamo... No, noi dobbiamo fare la nostra professione e quindi come possiamo fare qualcosa che tenda alla sostenibilità all'interno della nostra professione. Allora, con dei miei colleghi abbiamo pensato di fare un progetto, Guida di Venezia per un turismo sostenibile si chiama. Siamo partiti da alcune problematiche. Le problematiche sono, la prima, il visitatore non conosce Venezia. Venezia è una città molto particolare, lo sappiamo, dobbiamo dare un ABC al visitatore, a quello che viene qui per la prima volta. E questo ABC è un ABC per come muoversi, che cosa fare, che cosa non fare, come comportarsi a Venezia, perché non è solo quello che fa il vandalismo o quello che si butta in canale, che quelli sono delle punte di iceberg, ma è anche il visitatore normale, anche quello che vorrebbe essere rispettoso, che non sa che non deve fermarsi in certi luoghi, non deve camminare in un certo modo, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo dare delle informazioni prima che il turista, se possibile, arrivi a Venezia, perché ci siamo detti, ma se noi guide diamo queste informazioni, tra parentesi la guida è colui che sta più tempo con il turista, il visitatore, perché non è certo il portiere d'albergo, non è certo colui che gli vende il biglietto, ma noi dall'interno siamo coloro che stanno più tempo col visitatore, quindi abbiamo possibilità di dare più informazioni, ma le informazioni le diamo un po' troppo in ritardo quando sono già qui e le diamo solo a coloro che vengono a fare una visita con noi. Quindi c'è un mondo esterno a quei pochi che fanno la visita che non sa comportarsi e che forse, se lo sapesse, potrebbe comportarsi meglio. Allora, e ve lo farò vedere alla fine dell'intervento, abbiamo fatto un video. Ho coinvolto molti miei colleghi, abbiamo fatto un video in 7 lingue, in cui si spiega ai visitatori come comportarsi, che cos'è Venezia, e che cosa vale la pena di valorizzare a Venezia. Perché? Perché questo progetto prevede non soltanto il fatto di dare in queste informazioni al visitatore, ma prevede anche di promuovere delle istituzioni culturali, come ad esempio le scuole grandi, sono le confraternite veneziane, che si sostengono certo sui soci, sui confratelli, ma si sostengono anche sulle visite che vengono fatte. Ma io sono confratello della scuola dalmata, ma la scuola dalmata ha una media di 5, 6, 7 visitatori al giorno, forse di più nei momenti di maggiore afflusso, ma questa situazione vale anche per altre scuole, vale anche per altre istituzioni e vale anche per alcuni musei importanti che abbiamo in città. Cioè, se abbiamo grandi numeri in Piazza San Marco per il Palazzo Ducale, per la Basilica, i visitatori di Palazzo Mocenigo sono veramente, veramente ridotti, ma Camocenigo, Carezzonico sono delle perle, sono dei gioielli clamorosi, se fossero a Parigi ci sarebbe la coda probabilmente di fronte. Quindi la promozione di questi luoghi di cultura così poco noti, anche perché nella promozione c'è una visita e c'è un sostegno economico probabilmente, e questa è una cosa che si può fare, ma un sostegno anche dell'economia locale, non soltanto su queste istituzioni ma anche sugli artigiani, quindi promuovendo e descrivendo anche quelli che sono gli artigiani d'eccellenza di queste città. Queste sono tutte modalità in cui ci siamo detti ci può essere sostenibilità economica in questo caso, sostenibilità culturale, informazione al visitatore affinché ci sia anche maggiore sostenibilità sociale. Abbiamo anche di recente, convocati dal Comune, chiesto che i gruppi sono anche un problema per chi frequenta questa città, i gruppi troppo grandi naturalmente, sto dicendo, che ci sia un regolamento di polizia comunale che preveda dei gruppi contenuti e che non preveda l'uso dell'altoparlante, ad esempio, perché ci sono quelli che abitano, perché ancora c'è qualcuno che abita in Corte del Milion, che tutti i giorni si sente raccontare, ma non tanto raccontare a voce, che va anche bene perché è normale che sia, ma con l'altoparlante
francamente diventa una violenza privata quasi, no? E quindi abbiamo chiesto anche che ci possa essere questo sorta di controllo, di limite, però questo è quello che possiamo tentare di fare. E infine, l'altra cosa che abbiamo pensato è quella di organizzare delle visite o iniziative che prevedano anche la possibilità che il visitatore, che una parte di quello che versa il visitatore per la visita vada per il restauro di un'opera d'arte. E quindi anche questo in qualche modo va nel segno di un aiuto, in questo caso culturale, alla società e quindi anche nella direzione della sostenibilità. Ora purtroppo il Covid ha fermato un po' questo progetto, però di questo progetto è rimasto questo video che abbiamo tra l'altro aggiornato a post-Covid. Ne abbiamo fatto una versione con sottotitoli italiani, quella originaria era in inglese naturalmente pensando ai visitatori, e quindi io pensavo di farvi vedere questo video, perché la nostra speranza iniziale, che poi purtroppo è naufragata, sarebbe quella che questo video venisse visto, noi lo regaliamo, che venisse visto prima di venire a Venezia, per capire cos'è Venezia, come ci si muove, cosa si può fare, cosa non si può fare a Venezia, e anche per promuovere questi luoghi della cultura meravigliosi ma assolutamente misconosciuti e quindi non aiutati. Allora, io adesso devo interrompere qui. Farei partire il video e poi eventualmente, se avete pazienza, ne discutiamo. Ciao, welcome to Venice. Benvenuti a Venezia, straordinario labirinto di 118 isole e più di 400 ponti. Herzlich willkommen in Venedig und ihrer Lagune, die seit 1987 Weltkulturerbe der UNESCO sind. 欢迎大家来到威尼斯，这是一个具有极其复杂并且脆弱生态环境的城市，所以它需要的是一个可持续发展的旅游模式。Добро пожаловать в Венецию, Восточные ворота, город искусства, культуры, старинных традиций. Bienvenidos a Venecia, ciudad única y frágil, que pide respeto y responsabilidad de parte de todos. Bienvenue à Venise, cité au patrimoine incomparable, à découvrir, pleine de vie et de traditions passionnantes, à connaître et à soutenir. Oltre a questa, noi guide siamo in grado di farvi conoscere un'altra Venezia. Venice is a unique and very fragile city and needs to be protected by everybody. Torniamo alla Venezia poco conosciuta, adesso vi portiamo in posti davvero speciali.
We are Venice, you are Venice. Ecco, dopo che avete visionato il video, capite l'intendimento di questo video, no? Di colui che lo vede prima di venire a Venezia e ha un pochino un'idea del luogo in cui andrà, che non è una città del tutto normale, no? È molto particolare, anche nel modo di potersi comportare in questa. Bene, siccome nel momento in cui noi ci siamo posti questa... Cosa possono fare le guide? Ma un po' per esteso ci siamo detti, ma forse anche altre categorie potrebbero fare qualcosa di analogo nel loro campo. Noi abbiamo visto quello che potremmo fare noi, ma ci possono essere altre categorie legate al mondo del turismo, per cui tour operator, per cui ristoratori, albergatori, che è certo che ognuno deve tendere alla qualità, ma non stiamo parlando soltanto di qualità, stiamo parlando anche di dare un aiuto sostenibile a questa città. Quindi ci potrebbe essere che per ogni categoria che ha a che vedere col turismo, che ha in relazione con i visitatori, che ci possa essere una sorta di autoregolamentazione per favorire un maggiore equilibrio tra la città, i residenti e i visitatori, perché se l'equilibrio non è nei numeri, almeno cerchiamo di averlo nei comportamenti. Io vi ringrazio, se c'è qualche domanda naturalmente benvengano. Grazie davvero anche da parte dell'Ateneo, mi sembra che siamo su una linea molto interessante che si concilia assai bene anche con quella che è la terza missione dell'università. Credo che si possano trovare molti punti di collegamento tra queste iniziative, quindi se ci sono domande appunto... Mi chiedevo giustamente se voi avete dei rapporti con l'associazione albergatori, perché loro hanno il loro giornale, mensile, ospite di Venezia, eccetera. Quindi il tipo di rapporto che voi avete può avere una qualche incidenza con queste categorie. E tutti i gestori di bed and breakfast, di locazioni turistiche, eccetera, perché ci sono i turisti di un giorno, ma i turisti che stanno qui per tempi più o meno lunghi, prolungati, se hanno un'informazione già da chi li alloggia. Sì, le posso rispondere, siccome c'è qualche altra persona, le posso rispondere magari dopo che viene fatta qualche altra domanda, grazie. Volevo sapere che cosa gli hanno risposto quando è andato in comune a presentare il vostro bel programma. E dato che faccio parte di una delle associazioni citate in coda al video, e volevo chiederle... Dopo mi dirà anche quale. Masegna Inisioeti. Perfetto. Mi sono sporcato le mani varie volte. Volevo chiedere, in questo video, diciamo, è scaricabile facilmente da qualche parte in maniera tale, io sto pensando al pubblicizzarlo attraverso i diversi social che, ahimè, a proposito e a sproposito insistono sulla città, ma dove ogni giorno trovo delle baggianate spaventose, se si potesse prenderlo, scaricarlo dicendo vabbè ragazzi ogni tanto guardatelo, per dire, dato che una volta ogni 15 giorni si vede la fotografia del ferro della gondola con i sestieri, eccetera. Verissimo. Eccetera. Allora mi verrebbe da dire, ok, una volta ogni 15 giorni posto sto video, così si sa mai,
forse un paio di persone imparano qualcosa. Quindi, al di là delle chiacchiere, ecco, se esiste una modalità per potersi scaricare, potersi prendere questo video tipo YouTube e poi io me lo giro sui social che seguo. Grazie. Ok. Posso soltanto cominciare a rispondere a queste. Dunque, albergatori o comunque altre categorie turistiche, non abbiamo diciamo, tessuto un rapporto ancora nel senso che sarebbe bello fare per la sostenibilità. Ci sono delle proposte, sappiamo che in molti la pensano come noi e quindi anche questo intervento è un po' di stimolo affinché le varie categorie possano elaborare qualcosa che nel loro campo possa andare nella stessa direzione e le cose insieme possono diventare a questo punto moltiplicative di un vantaggio per la città. Però no, un rapporto ancora omogeneo non c'è, ci sono dei contatti e vedremo se in qualche forma saranno produttivi. Per quanto riguarda il Comune, avevamo cominciato questo video anche con il Comune, poi purtroppo i rapporti si sono interrotti e noi abbiamo però la speranza che i rapporti riprendano, perché sarebbe molto bello, molto interessante e utile, io spero, che qualcosa o questo o qualcosa di simile venisse fatto proprio per un'informazione a monte del visitatore. Quindi sì, per me c'è l'auspicio che il Comune possa considerare questa possibilità di avere questo video nella stazione, ad esempio. Noi l'avevamo pensato anche di proporlo negli aeroporti, quando uno viaggia in aereo c'ha il suo video lì alla fine del film, si vede 3 minuti su Venezia e qualcosina intanto gli arriva, o un sito comunale in cui uno va per prenotare Venezia e gli appare quello. Per quanto riguarda la sua domanda, questo video è nel nostro sito. Il sito nostro si chiama www.venicesustainabletourism.com. Lo ripeto, www.venicesustainabletourism.com. In questo sito c'è una sorta di decalogo di quelli che sono i nostri desideri rispetto alla gestione del turismo, le nostre proposte per aiutare, per supportare delle realtà culturali importanti, e anche c'è tutto il nostro progetto. E tutte le guide che hanno aderito a questo progetto, tra l'altro, perché adesso voi vedete me, ma siamo più di 70 guide che hanno aderito, quindi non è un lavoro di una persona quello che voi avete visto, ma è un lavoro collegiale, lo avete visto anche per molte facce di miei colleghi che hanno prestato la faccia e la loro competenza linguistica, tra l'altro, nel video che avete appena visto. Grazie, credo che il tempo sia scaduto anche per noi, dobbiamo chiudere. Ringrazio tutti per la partecipazione, ringrazio da ultimo anche l'architetto Croce che ci ha illustrato ampiamente l'iniziativa dell'Associazione delle Guide e speriamo veramente bene che questa iniziativa possa andare veramente, perché mi sembra anche fatta molto bene, con molto gusto. Grazie. Con molta eleganza, quindi è un elemento in più che certamente può essere utile per il gradimento.